Siamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Un cordiale buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori. LCN Stadio che torna a farvi compagnia per questo turno infrasettimanale, il 25esimo del girone A di Serie C. Saluto subito i miei ospiti in studio qui, negli studi di Via Oslavia quest'oggi. Ciao a mister Giulio Invernizzi, bentornato mister. Ciao a tutti. Ciao anche a Ivan Alborghetti, ciao Ivan. Ciao a tutti, buona serata e forza Lecco. Forza Lecco, ciao a Fausto in regia, Fausto Riva che ci mette subito in contatto a Regamonti Ceppi con il nostro inviato Albino Alborghetti. Lo sentiamo subito prima della partita, poi andremo a vedere insieme quelle che sono le formazioni per Lecco Pontedera, una partita molto importante tra due squadre in salute. Ne parliamo a breve anche con i nostri ospiti, perché ragazzi Pontedera ha fatto gli stessi punti del Lecco nel girone di ritorno, quindi se noi stiamo andando bene lo stesso stanno facendo anche gli ospiti quest'oggi al Regamonti Ceppi. Le scelte di mister D'Agostino le vedremo a breve, qualche scelta obbligata e diverse conferme, anche qualche scelta per dare un po' di riposo ad alcuni giocatori che magari hanno speso tanto, no, mister, negli ultimi tempi in cui Lecco ha decisamente non abbiamo Albino in questo momento, lo sentiamo magari allora a questo punto al termine del primo tempo. Vado a leggere le informazioni così poi le commentiamo subito prima dell'inizio, mentre vediamo che le squadre sono praticamente nel cerchio di centrocampo. Il Lecco che schiera Pissardo con difesa 3 naturalmente classica, due moduli speculari 3-5-2 con Malgrati, Merzorati e Cauz, Azzi, Foglia, Lora, Marotta, Nannini a centrocampo, dunque Nannini e Azzi sugli esterni, con Lora inserito titolare dal primo minuto con Marotta, manca Bolzoni naturalmente per infortunio, Iocolano con Mastroianni a dar supporto a Mastroianni in avanti. Per quanto riguarda il Pontedera allenato da mister Ivan Maraia, Sarri in porta, Matteucci, Piana e Risaliti, dovrebbe essere la difesa a 3 con Perretta e Milani sugli esterni, Catanese, Caponi e Barba a centrocampo, Magrassi che è il bomber della squadra toscana con 7 reti e Semprini in attacco. Queste le scelte. Mister, dicevo, hanno realizzato gli stessi punti nel girone di ritorno, dunque una partita sicuramente complicata per il Lecco. Sì, una partita complicata perché il Pontedera è una delle squadre che in questo momento sta bene. Per il Lecco arriva in un momento secondo me giusto, perché il Lecco sta facendo bene, questo è sotto gli occhi di tutti. Oggi far risultato contro il Pontedera andrebbe ancora di più. Dico far risultato, non voglio dire solo vincere. Oggi è importante muovere la classifica e dare continuità a questo ottimo periodo del Lecco per poter proseguire la rincorsa, diciamo. Assolutamente, è iniziata intanto in questo momento la partita, ricordiamo anche quella che è la terna arbitrale con il signor Adolfo Baratta di Rossano che è l'arbitro, coadiuvato quest'oggi dagli assistenti, i signori Antonino Junior Palla di Catania e il signor Santino Spina di Palermo, Edoardo Papali di Torino il quarto ufficiale, sempre da vicino arrivano tra l'altro. Arbitri e assistenti, Ivan, cosa ti aspetti da questa partita? L'Ecco vuole dare continuità, come diceva mister Invernizzi, non solo ai risultati che sono arrivati, 3 vittorie e 2 pareggi nel girone di ritorno, ma anche un po' alla continuità del gioco che nelle ultime settimane è molto migliorato. Allora, mi aspetto l'Ecco, che come ha detto anche D'Agostino nella ultima intervista prima della partita, che sia battagliero e di battaglia, ma anche in virtù del fatto dei risultati delle squadre oggi, Renate e l'altra squadra impegnata, quindi mi aspetto che l'Ecco sicuramente può approfittare di questa situazione per eventualmente il gap. No, sono io. Ah, ecco, ok, è partito l'audio live anche su YouTube. E quindi la vedo con curiosità e speriamo che finisca come abbiamo in mente noi, perché è una partita in questo momento veramente fondamentale, perché potrebbe come sempre non svoltare il campionato ma continuare a proseguire in quel filotto che abbiamo sempre parlato in questo periodo. Assolutamente, noi ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che ci possono vedere naturalmente su YouTube, sul canale di Lecco Channel, ma ci possono ascoltare anche sulla radio proprio, quindi diverse anche tramite le nostre pagine Facebook, opportunità di seguirci. Mister, ti aspetti tanto prime schermaglie, minuto e mezzo che se n'è andato di partita, fasi di studio, non è successo ancora naturalmente niente. Che tipo di partita ti aspetti, nel senso con un centrocampo come quello di oggi? Manca Bolzoni che è sempre al solito schermo davanti alla difesa,
Potrebbe farlo quest'oggi Marotta o Lora con diciamo caratteristiche diverse? Sì, secondo me forse più Marotta, più lui che potrebbe un po' sostituire nell'economia del gioco Bolzoni. Bolzoni in questo momento era un po', diciamo, l'ago della bilancia, il suo stare in campo sempre intelligente consentiva comunque al Lecco di trovare degli equilibri importanti. Penso per caratteristiche più Marotta, allora lo vedo magari un attimino un po' più avanzato a fare la mezza con Foglia, e a livello di qualità comunque è un centrocampo che non si discute, perché stiamo parlando di 3 giocatori comunque importanti, e a livello poi di rendimento in questo momento possiamo dire che comunque il Lecco a centrocampo sta bene. Se andiamo a analizzare le ultime partite sul campo si è visto questo. Contro il Pontedera sicuramente una partita maschia, una partita, come diceva D'Agostino ieri, una partita che si vincerà sui duelli, che si creeranno degli 1 contro 1, e dovremo essere bravi comunque, come diceva prima, a essere battaglieri, andare su tutti i palloni, e speriamo comunque poi che la nostra, secondo me, qualità maggiore possa venire fuori. Il Pontedera, che è una delle squadre più giovani della categoria e del girone A, ricordiamo un'età media di 21,7 anni, dunque una squadra molto giovane, andando anche a vedere a dare uno sguardo alla formazione di oggi. Comunque ci sono per esempio 2 2000 e un 2001, gli under in campo sono Perretta e Matteucci, i 2000 e il 2001 e Milani. L'Ecco che fa girare il pallone, siamo al terzo minuto e 30 secondi, si riparte però dietro ritmo e basso da Marzorati, giro palla tra i difensori, viene a prendere palla sull'esterno il Lecco con Malgrati, poi il passaggio per Iocolano che viene indietro, gira ancora il pallone al proprio compagno. Ritmi bassi in queste prime battute, non c'è grande pressione da parte Ivan dei giocatori del Pontedera, che probabilmente vengono qui a fare anche un certo tipo di partita magari attendista. Sì, prima c'è stato un momento dove sono stati le viste abbastanza alti e abbastanza e adesso invece si sono tirati di fatto un attimo indietro. Io lo considero comunque proprio un momento di studio di entrambe le formazioni, quindi però insisto sul fatto che se l'Ecco la mette all'agonismo e fa valere importante il fattore campo, possiamo farla e potrebbe esserci un aspetto, ripeto, importante per dare ancora un senso alla nostra classifica. Ricordiamo anche quelli che sono i risultati delle altre partite della 25esima giornata del girone A di Serie C, tenendo sempre totalmente un occhio sugli schermi, ma niente di fatto, recupera palla il Lecco nella propria difesa. Ieri naturalmente l'anticipo, la vittoria della Pro Vercelli importante 2-0 nel derby piemontese con la Juve Under 23 sul campo di Alessandria. Intanto problema per un blu celeste, perché si è casciato, è rimasto in terra Cauz, un pestone probabilmente, vediamo, nel contrasto con un avversario che gli rifila un calcione, sì, involontario. La palla poi è schizzata via, se non ho visto male, Magrassi mi sembrava. Diciamo la Pro Vercelli che ha vinto 2-0 all'Alessandria con la Juve Under 23. Novara-Livorno quest'oggi alle 12.30 1-1, vittoria pazzesca in rimonta del Piacenza Olbia 3-2, rinviata sempre per la questione Covid legata alla Pro Sesto, la sfida di Gorgonzola, Gian Erminio appunto Pro Sesto. E altre partite delle 15, 1-1 tra Grosseto e Alessandria, 2-1 vittoria della Pro Patria sulla Lucchese in Toscana, sconfitta interna del Renate 2-0 con l'Albino Leffe. Giocano alle 17.30, seguiremo naturalmente insieme a voi anche per Goletese Como, importante che questo è i fini della classifica, Pistoiese e Carrarese. Mister, i risultati sono favorevoli oggi perché ha rallentato il Renate battuto, ha rallentato l'Alessandria. Ovviamente invece è arrivata la vittoria della Pro Vercelli ieri, della Pro Patria oggi, però insomma il Lecco vincendo oggi può rimanere quarto, avvicinando però davanti. Poi un occhio a quello che succede a Crema, naturalmente lo vediamo. Sì, la classifica in questo momento diciamo ci può permettere di fare un balzo in avanti. Ripeto, come ho detto prima, oggi è fondamentale fare il risultato. Se si riesce a vincere, secondo me sarebbe veramente una vittoria importantissima. Se comunque non si dovesse vincere, anche un pareggio comunque ci permette di rimanere ancora in una situazione comunque importante. Recupera palla il Lecco con Marotta che la soffia a Milani, prova a ripartire centralmente Lora, bene per Iocolano centralmente, viene anticipato alle spalle però da un centrocampista del Pontedera, sfuma l'azione del Lecco, si riparte dall'indietro da Sarri, il Pontedera.
qua era riuscito Marotta bene a recuperare un pallone, abbiamo visto subito quello che può essere l'apporto del numero 14 Bluceleste in questa fase, proprio come mezzala recupera palloni importanti. Finiscono, Sì. dicevo, i risultati. Sorprende un po' ancora l'Alessandria, un'altra battuta a vuoto, perché è un pareggio, diciamo, non col Grosseto, Non è soddisfacente per loro. arrivavano da un pareggio con la Giana di sabato, perciò anche lì è una squadra che comunque sta deludendo. E Sì, poi diciamo che il cambio di allenatore non ha dato quello che si aspettavano. non è poi così, si è influito. Attenzione a Foglia, prova il destro, la conclusione bassa, parata senza troppi problemi da Sarri. Primo tiro nello specchio della porta è targato Lecco all'8° minuto. Vai, mister. E invece la Provercelli si sta un po' confermando, un po' la squadra che in questo momento la vedo un po' più in salute, visto che poi Como adesso deve giocare, però anche domenica ha fatto fatica con l'ultima in classifica, ha segnato a 5 minuti alla fine su punizione, e Renate queste battute a vuoto un po', diciamo, non previste, ecco, poi soprattutto in casa con l'Albino Leffe che abbiamo visto non ci sembrava una squadra così imbattibile, invece poi alla fine si va a vedere che ci sono anche questi risultati, e per quello che dico oggi non è facile col Pontedera, dobbiamo proprio essere bravi a continuare su questa striscia. Caponi ha preso un pestone da Mastroianni, capitano del Pontedera, nel contrasto di poco fa. Il Pontedera che provava a distendersi, poi Lecco si è chiuso bene all'indietro. Bravo anche comunque Mastroianni, quest'oggi chiamato anche a quel tipo di lavoro naturalmente in ripiegamento che lui sa fare. Ancora Pontedera davanti, il cross nel cuore dell'area, c'è l'anticipo di un giocatore dell'Ecco di Cauz, poi Semprini, la fiondata di Caponi con il destro sul palo corto, si distende Pissardo, pareggia il conto dei tiri nello specchio della porta il Pontedera, e pareggia anche il numero di parate a questo punto Pissardo. Naturalmente un tiro che, Ivan, non era particolarmente insidioso, però insomma ci arriva senza nessuno che va a chiuderlo. Ecco, sì, ma infatti è stato anche come l'occasione che poi abbiamo avuto prima di Foglia, che comunque è arrivato al limite dell'area praticamente da solo. Però ecco, la cosa che cioè, ripeto, vedi di questo avversario che non ha nessun tipo di, chiamiamolo, timore reverenziale, Sì. quindi ci vogliono dei presupposti che sia anche dal punto di vista, speriamo, del gioco del calcio una bellissima partita, perché comunque adesso i ritmi sono un attimo cambiati, e questa, chiamiamola, situazione di studio è stata proprio sul fatto che sono arrivati 2 tiri, uno per il Lecco e uno per il Pontedera. Eh sì, quasi dalla stessa posizione, dall'altro lato però dell'area, vertice fronte sinistra, arrivata alla conclusione. Fino adesso hanno concluso soltanto i 2 numeri 8 delle rispettive formazioni comparate, senza troppi problemi dei portieri. Noi ne approfittiamo, siamo al 10°, 0-0, ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Entriamo in studio, 10° minuto e 30 secondi, siamo 0-0 alla riga Monticeppi tra Lecco e Pontedera, ma parlavamo con Ivan e mister Invernizzi, un Pontedera che è venuto a giocarsi alla Lecco, cioè senza grandi timori reverenziali. Vediamo ancora provare, questo un po' anche fotografa la classifica, perché quando fai 3 vittorie e 2 pareggi evidentemente vuol dire che sei in un periodo buono. Sicuramente no, stavamo discutendo sul fatto che ci aspettavamo dei duelli un po' più agguerriti, e invece ci stanno lasciando comunque giocare, e anche noi non è che stiamo andando poi così decisi nell'andare a non farli giocare, perciò è una partita che si vede comunque che si può vedere interessante, si può vedere comunque delle buone azioni, visto che c'è un po' più di spazio. No, ma poi interessante, la qualità nei giocatori c'è in tutte e 2 le squadre. Sarà vedere, che speriamo noi, chi segna per primo, poi come ci si regola di conseguenza su questo, perché comunque, e tra l'altro come dicevi tu Stefano, è una media
di età abbastanza bassa, ma quei giocatori hanno una bella personalità, cioè io la vedo proprio coesa come squadra, cioè mi sembra una squadra da questo punto di vista impostata veramente bene. Perché, ripeto, non mi sembra che comunque ci siano dei nomi altisonanti, vedi come squadra Alessandria, vedi scorrendo, però vuol dire che il tecnico e la società sicuramente ha fatto un bel lavoro ad assortire questo tipo di squadra. Assolutamente, riparte allora il Pontedera, lo fa a sinistra, scende Matteucci, poi il passaggio sulla sinistra combinano con Milani, non si chiude il triangolo, Marzorati può alleggerire per Pissardo, nessun problema dunque per l'estremo difensore dei blucelesti. Dunque siamo al 12°, siamo sempre 0-0 con una fase di studio in questo momento, perché comunque non sono arrivate situazioni di pericolo dopo quei due tiri, uno di Foglia e uno di Caponi. Ecco dall'altra parte, vediamo se Iocolano ci arriva su questo pallone al limite dell'area, la mette giù bene il numero 17 bluceleste. Wow. Si guarda attorno, allarga il gioco sulla destra dove c'è il cross bello di Azzi sul secondo palo, non trova però compagni, deve impegnarsi per rincorrere e ritrovare il pallone sull'altro lato vicino all'out di sinistra Iocolano, che poi tenta il cross, guadagno calcio d'angolo, no, l'ultimo a toccare è stato proprio lui. Dunque qui cadendo col corpo sbilanciato, rivediamo se Iocolano, sembrava esserci forse una deviazione dell'avversario, non si è infatti no, faceva cenno anche Fausto dalla regia, occhio che qui c'è il calcio d'angolo. Alla fine è arrivata la decisione, forse anche coadiuvato dal guardalinee di Baratta di Rossano, che quest'oggi dirige l'incontro. Vediamo di sfruttare centimetri di Mastroianni. Sì, dentro Mastroianni, dentro Cauz, c'è anche Marzorati. Non vedo Malgrati che non è salito, però forse in questa situazione no, alla fine viene dato la rimessa dal fondo. Vabbè, un minuto di VAR che hanno solo loro lì e hanno capito che non era calcio d'angolo. Vabbè, si riparte dunque con Malgrati già lo sapeva, per questo che non era salito a battere il calcio d'angolo e a saltare sul calcio d'angolo. Vabbè, niente di fatto, dunque siamo al 14°, un minuto e mezzo se n'è andato per questa pantomima sul calcio d'angolo. Alla fine è una semplice rimessa dal fondo per Edoardo Sarri, che è un classe 99, portiere della Pontedera. Vanno ad anticipare bene i difensori del Lecco Magrassi, poi il colpo di testa di Iocolano che allarga a cercare Mastroianni, che va ad allargarsi sulla destra, non c'è però rimessa laterale in favore del Lecco, sarà semplice out per il Pontedera, che ora ci prova con questo lancio lungo. Bravo però Malgrati, attenzione perché va a Magrassi a recuperare palla nel primo tempo, poi Lora bravo a intervenire sulla traiettoria del pallone, a alleggerire per Pissardo, che rinvia la fase in cui Lecco prova a distendersi sulla destra con Azzi, che può mettere in moto le sue lunghe leve, però si trascina direttamente il pallone fuori. Azzi ti è piaciuto molto nelle ultime partite, mister, perché è stato decisivo. È stato un acquisto importante, perché comunque sulle fasce eravamo in difficoltà da un po' di partite. Nel momento che è entrato lui e anche Masini, diciamo, nelle ultime partite, quando poi è entrato, c'è stato comunque un cambio di passo a livello proprio di atteggiamento, di pericolosità soprattutto, e poi si è arrivati tante volte di più sul fondo a mettere i cross e diciamo, secondo me è stato anche un po' il cambio, no? La svolta di questa squadra, no? Che faceva abbastanza bene, ma poi gli mancava sempre qualcosa, che cambiando due giocatori mancava anche chi potesse vedere di più la porta, perché Azzi ha dimostrato di essere uno che la porta la vede, quindi perciò sicuramente positivo il giocatore. Poi anche fisicamente vediamo un giocatore di 1,90 m, nonostante questo a passo e corsa, velocità, tecnica, poi se fa anche qualche gol ancora meglio. Si lotta a centrocampo, tentavano il fraseggio stretto i giocatori del Lecco, forse anche qualche svolazzo di troppo, hanno perso palla, ma il Pontedera non riesce a ripartire con velocità. Poi c'è un tocco maldestro di Semprini che cercava di alleggerire sulla destra per il compagno, per Perretta, ma la palla finisce nei distinti. Intanto Ivan, permettimi una battuta, si vede naturalmente si gioca a porte chiuse, quando però si inquadra stretta sulla tribuna, la tribuna sembra sempre piena, la tribuna centrale, addetti ai lavori e sono tanti colpo d'occhio, no? Che spicca addetti ai lavori, che poi sono, ripeto, addetti ai lavori con invito, quindi da questo punto di vista è una delle, possiamo dire, stranezze all'italiana. Almeno c'è qualcuno a tifare comunque Lecco, esatto,
Bella la palla di Marotta che cerca di allargare al volo col piedone sulla sinistra per Nannini, che quest'oggi ritrova una maglia da titolare importante. Marotta va via sulla sinistra a un avversario, cercano di chiuderlo in due, poi guadagna rimessa laterale, sì, perché l'ultimo tocco è di un difensore, se non ho visto mai, di Risaliti, che è un difensore del Pontedera. Lo vediamo, vanno a raddoppiarlo in due. Marotta però guadagna la rimessa laterale, ottimo spunto Marotta che si dimostra bello pimpante quest'oggi, larga proprio sulla sinistra per Nannini, le finte di Cosimo Nannini che poi la mette dentro con il destro a cercare Iocolano, e rimane a metà la palla tra Mastroianni e Iocolano, la fa sua Sarri in presa alta, dunque niente di rilevante da segnalare, siamo al 17esimo, sempre 0-0 tra Lecco e Pontedera. Rivediamo, buono lo spunto di Nannini che poi mette dentro un cross col destro, ma a metà strada, come diciamo, tra i due attaccanti del Lecco. Leggiamo anche qualche messaggio su YouTube, qualche commento, mentre Iocolano recupera un buon pallone e prova a far ripartire il Lecco, ma siamo ancora nella metà campo blu-celeste. Lorenzo Arrigoni, oggi vincere perché il Renate ha perso, l'Alessandria ha pareggiato e la Pro Patria ha vinto. Assolutamente, abbiamo detto Lorenzo, in attesa di capire anche cosa succede a Crema tra Pergolettese e Como, che al momento stanno sullo 0-0 come tutti i tre i match delle ore 17:30. È importante naturalmente fare il risultato oggi, bisogna approfittarne. Antonio Castelli dai ragazzi, Carlo Todeschino dai raga, Marco Ballestrin si avventura in un 2-0 per il Lecco, intanto viene anticipato Iocolano, noi ci concediamo un piccolo break, sì c'è fallo, no non c'è calcio di punizione, sì per il Pontedera, ne approfittiamo Fausto, andiamo brevemente in pausa. 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Che c'è? Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria Autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio con il Lecco che ha provato un'azione tambureggiante per chiudere nella propria tre quarti il Pontedera. Ora recupera un ottimo pallone Foglia che scambia con Iocolano, pallone però difficile, vediamo se lo recupera Kautz, no, a buon gioco il numero 10 Barba della Pontedera che recupera il pallone e sfuma così un'altra occasione Lecco. Sta cercando di riconquistare palla mister molto alto per cercare di mettere in difficoltà il Pontedera che però ha ottime anche proprietà di palleggio, nonostante una squadra giovane, anche da questo punto di vista non sfigura assolutamente. Sì, no, loro stanno tenendo bene il pallone. La cosa che stavo notando è che comunque abbiamo preso un po' di più predominio del gioco, sì, da una decina di minuti. 5-10 minuti, sì. Senza creare niente di importante, però stiamo iniziando un po' a creare le premesse per qualcosa di pericoloso. Marzorati dentro, Iocolano aggancia al volo nel piano dell'area un bel pallone, il lancio lungo di Marzorati, però rimane una via di mezzo perché non era un tiro, non era un assist, a rimorchio arrivava Mastroianni ma non era raggiungibile con questo pallone che finisce direttamente per essere un servizio a Sarri, al portiere del Pontedera. Però stiamo prendendo, come dicevi tu, mister, carburando, dopo 10 minuti di studio abbiamo un attimino preso un po' più. Come se stessimo prendendo un po' le misure, no? Ivan, sì, è vero. Le misure all'abito Pontedera, nel senso che è una squadra che comunque ci sta offrendo anche magari caratteristiche diverse dalle ultime avversarie che abbiamo incontrato. Sì, ma anche perché comunque difficilmente trovi delle squadre che in casa da noi ti danno questo tipo di spazio. Quindi io sono convinto che se riusciremo a vincere, a segnare e a vincere la partita, abbiamo fatto un passo importante. Attenzione ad Azzi che entra in area, attenta, la conclusione con il destro diventa quasi un assist per la corrente Nannini dall'altra parte, che non arriva però a centrare il pallone. Era un pallone difficile, naturalmente Azzi l'ha alzato con il destro,
ma non era un tiro anche questo né un cross, dunque è difficile che il compagno, in questo caso Nannini, potesse fare di più. Vai. E dicevo, cioè, anche dal punto di vista dell'autostima è un aspetto importante, perché si era parlato di non ricadere come il girone d'andata nel post derby con tutta una serie di risultati un po' così. Fino adesso siamo andati non facendo comunque spettacolo e non andando a imporre il nostro gioco, ma abbiamo vinto a Carrara, e quindi continuare con questo tipo di situazione sicuramente porta dei benefici anche dal punto di vista del morale, della carica e della voglia di crederci. Uno che ci sta credendo tanto sicuramente è Azzi, perché stiamo prendendo un po' il sopravvento soprattutto da quella parte, no mister? Cercando di buttare dentro palloni interessanti. No, volevo farti notare un'altra situazione che si è creata, cross di Azzi e chiusura di Nannini dall'altra parte, che sono cose che succedono però ultimamente bravo, le avevamo commentate per un'altra partita, però ultimamente stanno succedendo cose che un mese fa era impensabile, perché non sarebbe mai arrivato nessuno anche dall'altra parte, perché fondamentalmente non c'era comunque nemmeno il movimento che c'è oggi in campo. E Nannini giocava in quel periodo, giocava titolare, anche tanto. Ma vedo anche adesso, anche in questo caso, la voglia di andare a recuperare il pallone, in questo caso va a commettere fallo Marotta, se non ho visto male, c'è un'aggressività diversa, una partecipazione, un'intensità. Lecco è cresciuto sotto il profilo dell'intensità, l'abbiamo detto, anche probabilmente forse smaltendo dei carichi di lavoro che nella fase del tardo autunnale ha gravato un po' nelle gambe, anche nella testa dei giocatori, perché poi per un mese li abbiamo visti imballati sotto ogni punto di vista. Quando noi dicevamo abbiamo pareggiato partite che non si possono pareggiare contro alcuni avversari, non è che volessimo rompere le scatole, perché con questa squadra lo stiamo vedendo adesso, quelle partite avresti potuto vincere. Poi c'era qualcosa che non andava, la domanda appunto è, forse magari erano imballati per quanto riguarda i carichi di lavoro, anche un po' il campo, perché giocare quelle due partite lì a Gorgonzola, diciamo, anche a Olbia in realtà. Però quando anche la gente, il tifoso comune, sosteneva che forse era meglio giocare con tre centrocampisti, non aveva torto. Poi lo si è visto nelle ultime partite, quando poi esatto. È vero, mister magari D'Agostino per alcune settimane ha detto mi mancano i giocatori, è chiaro che poi il mercato ti ha portato Azzi e Foglia e ti cambiano la squadra e siamo d'accordo. Sì, ma anche lo stesso, esatto, no, perché la qualità. Infatti sono curioso di vedere anche gli altri due che non vengono impiegati, ma però devo dire che sicuramente fra quelli che sono usciti e che lo sono entrati, sicuramente il saldo è positivo sul mercato chiamiamolo di riparazione, quindi abbiamo comunque anche questo tipo di aspetto importante. Cioè Azzi e Foglia sono stati decisivi nelle ultime partite, non si scappa. Masini ha fatto vedere di essere un giocatore che quando entra può davvero essere importante, rimane un po' l'oggetto misterioso e Mausso, nel senso che abbiamo visto poco, al momento non è ancora riuscito a mettersi in luce, però insomma avrà probabilmente anche altre opportunità, soprattutto con l'arrivo della primavera, no? Bravo, mi hai tolto le parole, esatto. Che è un giocatore, come diceva anche mister D'Agostino, magari da campi più asciutti e meno problematici anche per sue caratteristiche fisiche, avremo sicuramente modo di vederlo. Siamo al 25esimo, riparte Lecco sulla sinistra, sgroppa Kautz che si allarga, trova Nannini sull'out di sinistra, indietro per Marotta, tutto dietro tranne Magrassi, il Pontedera dietro la linea del pallone. Marotta riparte da dietro, Malgrati, giro palla ancora allora tra i difensori del Lecco, non trovano spazi, rallentano la manovra, si riparte ancora nella propria metà campo con il giro fra i tre centrali. Si fa un po' fatica forse a trovare lì quello sbocco. Sì, loro praticamente non vengono mai a prenderti, però si muovono bene sotto linea palla e vanno a chiuderti praticamente il passaggio. Perciò non ti vengono ad aggredire, però non ti consentono di fare il passaggio che vuoi fare perché te lo chiudono. Bravo Azzi, bravo, davvero. È andato a prendere un calcio d'angolo. Infatti ero concentrato e impegnato a vedere quello, ma quando è raggiungibile cerca di farla sbattere contro, se non sbaglio, Risaliti, e trova un calcio d'angolo importante. Andiamo a battere questo corner dalla destra con, se non sbaglio, Foglia dovrebbe essere il cross sul primo palo, colpo di testa, la grande parata, poi Iocolano, c'è il salvataggio sulla linea, ci aveva provato al volo. Adesso andiamo a rivedere perché la prima conclusione ci è sfuggita, ma poi Iocolano sul rimpallo, colpo di testa, purtroppo il Leven non ci aiuta, poi salvataggio sulla linea di un difensore della Pontedera, dovrebbe essere Azzi che è andato a colpire di testa, mi fa cenno Fausto, calcio d'angolo ancora per il Lecco, questa volta centrale, smanaccia il portiere, poi la conclusione al volo, fuori di poco da parte di Malgrati,
Lecco arrembante in questa fase, insomma sono arrivate 3 conclusioni verso la porta di Sarri, andiamo a rivedere, esce coi pugni maldestramente dal limite dell'area, magari si ritrova la palla un po' sotto, Ecco, però il calcio d'angolo messo in difficoltà. sì. Porta vuota. Possiamo dire che un mese fa non succedeva neanche questo, dicevamo tanti calci d'angolo, punizioni battute male, perché nessuno sfruttava i calci piazzati, è cambiato poi il vento, con la Giana ti ricordi più di 10 calci d'angolo tutti uguali, corti. E invece è cambiato anche qua il vento, nel senso che riusciamo speriamo che le nostre critiche siano state costruttive. Le nostre critiche sono sempre costruttive. Se poi riusciamo a far giocare meglio anche il Lecco, scoprendo poteri taumaturgici, va benissimo, ancora meglio, continuiamo a farlo. Certo è che però Foglia è un giocatore che è in grado di battere i calci piazzati con una certa qualità che magari prima mancava. Fausto mi facendo, ci prendiamo un piccolo break anche perché il gioco è fermo, torniamo subito. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Te lo ricordi? Proposta del giorno. Trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ti lasciano sempre prendere palla. Entriamo in studio, diceva mister, ti lasciano prendere palla, ti lasciano giocare loro. Sì, non è una storia effettivamente che si difende. Stavo notando questo, che praticamente riescono sempre a indirizzare il passaggio dove fa meno male a loro, no? Sono sempre belli coperti, si muovono tutti, corrono tutti bene e controllano, ci stanno controllando, anche se noi comunque stiamo, secondo me, in partita, assolutamente molto bene in partita. Stiamo creando le premesse per fare qualcosa di importante. Cross morbido, troppo morbido di Iocolano, in questo caso, che era andato ad allargarsi sulla sinistra sfruttando anche il taglio centrale di Nannini, che era andato invece a coprire quella parte di campo. Stavo dicendo comunque diciamo il discorso che diceva il mister D'Agostino di aspettarsi una squadra decisa sui duelli degli 1 contro 1, una battaglia, seconde palle, così stiamo vedendo proprio una partita opposta. Esatto. E poi tra l'altro noi non l'abbiamo, dato che giochiamo in casa, non l'abbiamo messa sulla battaglia noi, quindi di conseguenza loro hanno questo tipo di affermazione fino adesso non trova nessun tipo di, come tutte le cose, magari uno pensa in mente una partita, poi in realtà ne arriva un'altra. Però ripeto, è una bella squadra questa qua. Fate la rimessa laterale, Caponi cerca Milani, ma arriva bene Mastroianni che la mette fuori, allontana e rovesciata. C'è però sempre il capitano del Pontedera, Caponi, che alleggerisce, costretto a tornare indietro, si riparte dal numero 18 Piana, che poi serve un compagno. Ancora il cambio di gioco a sinistra, dove è rimasto largo il Caponi, il cross dentro a cercare Semprini, l'anticipo. Attenzione che Lora può far ripartire il Lecco con una buona occasione, si distende sulla sinistra, Nannini all'indietro, non c'è però l'opportunità di ripartire con una certa velocità, perché il Pontedera si è già ripiazzato con le 2 linee molto strette. Kautz centralmente per Foglia, sulla destra Azzi, Marzorati, si riparte con più calma. Lora che sta giocando in posizione centrale. Mister, come ti sta sembrando? Non è magari impegnatissimo finora, però fa le veci di Bolzoni. Sì, no, centrocampo stanno facendo bene tutti e tre. La cosa che stavo notando prima, dobbiamo avere meno frenesia nel giocare come l'azione che abbiamo visto prima, questa palla all'indietro, quando sai benissimo che non vengono a pressarti, è una palla che puoi stopparti, girare e andare a puntare, no? Invece è un'azione che stavamo andando in profondità, abbiamo fatto un passaggio di 20 metri indietro e l'azione è sfumata. E loro si sono piazzati subito. Bene. Invece dobbiamo avere un po' più di personalità, un po' più di coraggio, prendere palla, tanto sappiamo che ci lasciano girarci e girarci, andare via, creare comunque un'azione un po' più pericolosa. Tanto c'è rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecco, qualche commento su YouTube, seguiamo questa azione e poi andiamo a leggerli
il tocco Perazzi che prepara il cross con il mancino interessante sul secondo palo, arriva col petto e si porta fuori Nannini in inserimento, la palla direttamente aveva un contrasto difficile con i difensori del Pontedera, uno finisce anche a terra se non ho visto male, Caponi. Niente di fatto, siamo vicina alla mezz'ora ormai. Lorenzo Arrigoni, oggi si poteva giocare con i 3 under dall'inizio, secondo me vi chiedo cosa ne pensate, perché ne abbiamo in campo 2, effettivamente qualcuno dice magari perché non schierare un Masini per esempio, mi viene sì, l'unico forse è Masini, oppure Moleri che avrebbe potuto disimpegnarsi bene nel cerchio nei 3 di centrocampo, no? Ivan, cosa dici? Allora, io quando all'inizio ho invocato Moleri, ma pensando a una partita di battaglia, se andiamo a vedere come è impostata la partita, forse il fatto che Moleri non sia in campo o in questo momento va proprio nella direzione di questo tipo di partita. Esatto. Però sulla valorizzazione degli under qualcuno dice magari poteva essere comunque importante, nel senso che uno non avrebbe fatto magari questa grande differenza, bastava un giocatore. E quello non lo so, sicuramente è una cosa dove si pensa che tra virgolette i senior, chiamiamoli così, diano più garanzie, sempre sul fatto da dire che ti trovi comunque una squadra rognosa, quindi una squadra che anche malgrado sia è giovane ma è esperta, cioè sa stare in campo, perché finora loro non hanno sbagliato nulla, è vero. E quindi presuppone che e questo bisogna essere nella situazione di dire anche noi e comunque l'allenatore sta interpretando la partita in maniera corretta, sì, per l'avversario che hai. Poi è normale che il tifoso vorrebbe già vincere 2-0, ma questo è un altro ragionamento. Lorenzo Arrigoni, che tra l'altro scrive non gufiamo, chi ha scritto prima penso Marco, il 2-0, quindi c'è anche questo. È andato calcio di punizione dalla 3/4 per Caponi, che potrà scodellare dentro, sono saliti anche alcuni colpitori, anche difensori del Pontedera al limite dell'area, quindi seguiamo questo calcio piazzato in favore dei toscani, ricordando che siamo sullo 0-0 al 33esimo, e siamo al 33esimo, hai avuto le occasioni, le hai avute sì, però siamo ancora 0-0, quindi questa è una partita assolutamente da tenere d'occhio. La palla sfida poi l'allontana la difesa del Lecco, prova a ripartire la corsa di Marotta, vediamo se in anticipato c'è il calcio di punizione, fallo su Marotta, che era andato via bene ma è stato poi contrastato dai giocatori della se non sbaglio era il numero 21 Perretta, sì, che va a stenderlo. Stava anche un giallo qui, Stava forse anche un giallo, adesso va detto partita corretta. Più che altro per la pericolosità dell'azione fermata. Sì, perché comunque si stava involando Marotta, un'azione potenzialmente pericolosa per il Lecco. Guardate questo calcio di punizione, siamo vicini al cerchio di centrocampo, Pontedera non concede spazi, Lecco non mi sembra neanche avere questa grande fretta di cercare spazi là dove non ci sono, inventando cose strane. C'è un cambio di gioco, Nannini cerca di alleggerire per Iocolano, che viene però anticipato, gioco fermo però, perché probabilmente Nannini partiva da una posizione irregolare sul lancio. Vediamo se c'è calcio di punizione in favore del Pontedera. Uno sguardo anche a quello che sta succedendo sugli altri campi, non sta succedendo fondamentalmente nulla, siamo tutte sullo 0-0, sono tutte sullo 0-0, dunque non c'è neanche un gol in queste 3 partite delle 17:30. Abbiamo detto dei risultati delle altre partite, va detto che per Golettese Como se finisse 0-0 ce la prendiamo molto volentieri, a patto di vincere naturalmente questa partita contro il Pontedera, che è attualmente sullo 0-0. Le risorse in panchina per quanto riguarda D'Agostino e Maraia, spicca sempre un po', no, mister, questa differenza quando vediamo le distinte formazioni, cioè noi abbiamo un'altra squadra in panchina e gli altri hanno 7-8, massimo 9 giocatori. Andiamo a vedere, poi mi dai anche il tuo commento su questo, sulla ricchezza naturalmente della rosa, l'abbiamo detto tante volte, dell'Ecco. Borsellini, che secondo portiere è arrivato a gennaio al posto di Bertinato, Seliac, Magni, Liguori, Merlisala, Capogna e Mausso, Masini, Nesta, Moleri, Raggio e Capoferri per il Lecco. Sulla panchina dei toscani ci sono Angeletti, Bardini, Stanzani, Pretato, Benedetti, Vaccaro, Di Furia, Regoli e Gianni. Andiamo in pausa, poi me lo spieghi dopo, mister, subito dopo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì.
Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo le specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le specialità: via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Eccoci qua, mister, mi facevi notare appunto a quello che dicevo, la panchina del Pontedera è una cosa molto interessante. Sì, stavamo dicendo il Pontedera gioca con gli under, però guardando poi la panchina c'ha il più vecchio 99, anche un 2003. Diciamo che non hanno possibilità di giocare con gli under facendo i cambi, perché chiunque non hanno alternative. Invece noi, come dicevi tu giustamente prima, abbiamo praticamente un'altra squadra. Tutti bene o male hanno già giocato, forse Raggio quello un po' meno, e poi abbiamo Liguori, come dicevamo prima, Emmausso e Liguori, che se dovessero essere dei giocatori importanti, non lo possiamo ancora dire perché non li abbiamo ancora visti, veramente questo Lecco potrebbe ancora aggiungere già un valore ancora in più alla rosa attuale. Penso che se sono stati presi, chi li ha visti, chi li conosce, sicuramente il direttore se li ha portati a Lecco e perché possono essere utili alla causa. Bene, insomma, quindi ha pescato bene fino adesso. Se dovessero essere dei colpi tipo Azzi o Masini, diciamo sono altre due frecce nell'arco e si può sognare, soprattutto come dicevamo prima, magari sui campi un po' più leggeri per Emmausso. Adesso poi le caratteristiche non le conosciamo bene di questi giocatori, però potrebbero venire sicuramente utili più avanti. Assolutamente, intanto non è successo granché in questa fase, dunque c'è da comunque costruire nuove occasioni, perché è vero che sono arrivate le conclusioni poco fa, ovviamente dagli sviluppi di calcio d'angolo di Foglia, 2 di fila, sono arrivate diverse conclusioni, Azzi di testa, poi Iocolano, le parate di Sarri e subito dopo un tentativo di Malgrate è andato alto, però siamo al 40°, il Lecco ha un pochino rallentato i ritmi, Pontedera sembra più in controllo della situazione. Sì, Pontedera sta facendo la partita che dicevamo prima, sta controllando, non ha ancora provato ad attaccarci, le poche volte sono arrivate comunque su palle inattive, su azione non ci ha mai sorpreso, non sono mai arrivati al tiro, perciò su quello non ci stanno creando grossi pericoli. Sul fatto di difendere, come dicevamo prima, ci stanno un po' controllando, senza andare a spendere falli, senza andare a correre tantissimo, stanno chiudendo le linee di passaggio con dei movimenti praticamente intelligenti. E poi ecco, una cosa che potrebbe essere magari una variante del secondo tempo è pensare alla sostituzione fra Capogna e... Volevo chiedertelo proprio di Capogna, che 2 partite... Ma perché dico questo? Perché dato che si è pronunciata una partita di battaglie di centimetri, io, in considerazione del fatto che comunque ti lasciano giocare, ti lasciano arrivare comunque anche al limite dell'area, e sfruttando le giocate che può avere Capogna, sicuramente, anche perché comunque Mastroianni non mi sta dando l'impressione che ha dato molta profondità, perché le difficoltà noi le creiamo sulle fasce, quindi provare magari un Capogna che loro, se ti lasciano giocare, ti dà la possibilità lì davanti di muoversi, inventare qualcosa, potrebbe essere magari la svolta nel secondo tempo, perché comunque Mastroianni adesso dal punto di vista fisico non è che la dati, per esempio è stato coinvolto in un'azione di un certo tipo, però potenzialmente finisce fallo adesso. Vediamo cosa decide. Sì, c'è calcio di punizione, no? Forse angolo, concesso l'angolo, sì. Concesso il calcio d'angolo, Fausto fa cenno, insomma ci stava tutta la vita la punizione, cambia poco perché comunque siamo qualche metro più larghi sul corner, non è grandissima la differenza, sarebbe stato un corner corto. Va a Foglia al centro dell'area, anticipati tutti i giocatori blucelesti, la recupera però il Lecco ancora, poi Lora alza un campanile dall'altra parte. Nel tentativo di servire Cauz sulla sinistra viene anticipato da un difensore del Pontedera, ci sarà la rimessa laterale già battuta da Lecco, Cosimo Nannini se la porta sul sinistro, lunghissimo però forse troppo, direttamente fuori il traversone. In questo manca un pochino Nannini tecnicamente, c'è in questo tipo di giocata da fermo mettere dentro un pallone, posto che è sempre difficile senza ritmo buttare dentro una palla interessante, però
sbaglia spesso misura. Si poteva fare molto meglio, Sì, poteva fare questo. senza voler essere critici, ma è una palla proprio buttata. Nannini comunque non sta facendo male, mancava da diverse partite titolare. Dalla sua parte comunque dove siamo un po' più presenti, diciamo, qua siamo scesi meno volte, anche se poi l'abbiamo fatto con più pericolosità dalla parte di Azzi e sono venuti fuori forse le situazioni migliori. Assolutamente. Intanto il gol di Jovin al 39esimo, le notizie che non ci piace mai dare, ma dobbiamo farlo per insomma doveri di cronaca. Il vantaggio del Como a Crema 1-0 al 39esimo, una rete dell'ex olginatese Jovine. Dunque in questo momento allungherebbe davanti anche su Renate la squadra lariana. In testa alla classifica scende il Pontedera sulla destra, recupera palla però il Lecco. Intanto andiamo a leggere ancora qualche altro commento da YouTube. Adesso arriva tranquillo il gol del Lecco, non gufiamo, dai raga il tempo passa, io chiamo Emmausso all'80esimo, ce n'è di tempo ancora fino all'80esimo Luca, quindi vediamo. Di campi leggeri in C non ce ne sono, anche questo si può essere una chiave di lettura, anche se poi vabbè diversi probabilmente ci vengono in mente, non sono tutti Gorgonzola e Olbia, o almeno ce ne sono pochi appunto di campi leggeri. Poi scrivi giustamente Lorenzo. Lecco dalla sinistra dentro centralmente a servire Foglia che viene anticipato, poi cerca di andare via a un avversario Magrassi ma viene contrastato, si riparte allora da più indietro, il lancio lungo a cercare Semprini, se dei colpi di testa, poi Azzi centralmente, non ci sono giocatori di maglie blu celesti, va a svettare su tutti e su Caponi, in questo caso Mastroianni, bravissimo, e fa ripartire il Lecco. In questo genere di giocate Mastroianni ha pochi rivali, lancio lungo a cercare poi proprio lui che però viene anticipato. Marotta combatte contro Matteucci che ha la meglio, riesce a far ripartire Caponi che allarga il cambio di gioco sulla sinistra per Milani, all'indietro al volo, sbaglia, recupera la palla e Lecco con Iocolano che alza lo sguardo, guarda posizionamento del compagno, in questo caso Foglia che riceve, si piazza però sempre rapide le due linee del Pontedera che chiudono tutti gli spazi, allora Azzi deve ripartire ancora una volta all'indietro. Si torna però nella nostra metacampo con il giro palla tra Marzorati e Malgrati. Forza ragazzi, scrive Matteo Romà su YouTube. Siamo ormai vicini alla fine del primo tempo perché 43-30, non penso anche che ci sarà grande recupero perché le interruzioni sono state veramente poche in questo primo tempo, dunque non mi aspetto, forse anche non mi aspetto recupero, posso dirlo, probabilmente il fischio al 45esimo. Sì. Partita corretta perché non ci sono state grandi fischi arbitrali né falli brutti, insomma, né cartellini gialli tra l'altro, quindi di conseguenza partita. Qui si è giocato molto a calcio, ecco, questo vogliamo dirlo, lo diciamo anche con piacere perché poi abbiamo visto tante partite con squadre che si chiudevano e giocavano a gambe, cioè prendendo le gambe più che il pallone. Questa invece si gioca a calcio, il Lecco è davanti, si prosegue per il vantaggio, c'era un colpo su Mastroianni, il cross, il tiro di Kautz direttamente dalla lunga distanza, una fiondata con il mancino. Ecco, nell'azione precedente mi aspettavo che Iocolano tirava, ecco, invece è lui, sì? Sì, Iocolano che invece alleggerisce, trova Kautz che arriva dai 25 metri, fa partire un violento sinistro, dalle immagini non si capisce, ma suppongo 2 o 3 metri alla destra, insomma non va. A me non piace quando sei in attacco e comunque al limite dell'area della palla indietro, è una cosa, però probabilmente non ha visto compagni. Anche perché comunque lui le volte che Iocolano ha la palla e vede poi timbra, quindi magari poteva uscire, però è facile dirlo, qui bisogna essere in mezzo al campo. Assolutamente, vediamo, siamo a 44 e 45, mancano 15 secondi alla fine del tempo regolamentare, vedremo se il direttore di gara che ora comanda un calcio di punizione in favore dell'Ecco fischierà e se gli verranno segnalati dei minuti di recupero, cosa improbabile. Lancio verso Iocolano che aggancia bene il pallone col tacco a servire Nannini che prova a sfondare sulla sinistra, poi incespica sul pallone, si fa anche male Nannini, poi io idea, che rimane a terra, vediamo perché è finito intanto il primo tempo come da pronostico, non c'è niente da recuperare, la regia di Leven si perde Nannini perché vede entrare lo staff medico, Nannini secondo me si è fatto male, vediamo, si rialza, cammina, forse zoppica un po' perché è andato giù nel contrasto ma è andato giù male e si è fermato subito a mani nei capelli, temevo qualche cadendo male, ginocchio o magari caviglia. Vabbè, intanto rivediamo le azioni mentre siamo in attesa di collegarci con il nostro Albino. Chiedo a Fausto se lo facciamo subito o se ci prendiamo prima una pausa. No, ci colleghiamo subito con il nostro Albino
Rivediamo intanto le azioni, cross dentro non sfruttato, poi calci d'angoli con il colpo di testa di Azzi che va a trovare la parata di Sarri, poi Iocolano non trova la porta anche perché c'è un salvataggio sulla linea. Arriverà anche la conclusione di Malgratti. Albino, mi senti? Sì, vi sento. Un primo tempo insomma ben giocato a calcio da entrambe le squadre. Il Lecco ha avuto le occasioni, non è ancora arrivato il gol. Pontedera è un avversario che, lo dice anche un po' l'andamento delle ultime partite, è da temere perché comunque sa giocare a calcio. Sì, no, poi praticamente è una squadra messa giù esattamente come noi, quindi sì. Cioè, io quello che farei dal punto di vista della partita, anche se poi va detto per amore della verità, che le due è vero che in 5 secondi le abbiamo avuto noi con la palla del portiere e quella palla respinta sulla linea, nell'azione proprio successiva di 1 secondo e mezzo. Sì, da calcio d'angolo. Quello che farei è cercare non di partire come stiamo partendo sempre quel progetto, perché sennò finiamo in un centrocampo che è intasato dai nostri giocatori e dai loro. Dove devono giocare? Il centrocampo pieno. Solo quando partiamo dovremo provare a fare dei lanci che tagliano fuori praticamente il loro centrocampo e mettere in posizione magari Iocolano o anche che hanno la velocità di calciare la strada avversaria, sì. della Pontedera. Dici bene Albino, perché loro sono bravi a centrocampo a chiudere un po' tutte le linee di passaggio, dunque palla a terra si fa un po' fatica magari ad arrivare a costruire occasioni loro. Quando non riusciamo a trovare lo sbocco ci fermiamo e ripetiamo la palla indietro. Questo è chiaro che ti fa perdere la velocità, ma ti fa perdere di esecuzione, ma ti fa perdere anche dei tempi di gioco. Mentre sul lancio provare fuori, non sempre, ma qualche volta il lancio a tagliare fuori tutta la difesa, ora il loro centrocampo che è tutto al massimo, direi che potrebbe essere una soluzione. Il detto non mi è dispiaciuto, anche se speravo qualcosa di più da Mastroianni, che non può fare il gioco che fa Capogna o che fa Mazzi, cioè certo. Deve stare al centro dell'area e cercare di arrivare dei cross al fondo delle fasce, portati su dai suoi compagni, perché così sullo scambio ha perso anche molti palloni che dovevano essere suoi. Certo, perché si spende magari in un lavoro anche di ripiegamento, poi però manca poi l'appuntamento, no? Là dove dovrebbe essere in area di rigore. Senti, ti aspetti che magari possa essere anche risolta la partita da una giocata, visto che nelle ultime partite è successo, di un Iocolano, di un Azzi, di un Foglia? Sì, io mi aspetto sicuramente anche dei colpi diversi dal secondo tempo, perché poi secondo me il Pontedera è ben strutturato fisicamente e anche ha un buon sistema della corsa, può rischiare sulla tenuta atletica, perché guardate che lui ha praticamente fatto una dispersione di energie notevole in questo primo tempo. Anche Lecco, ma però l'ha fatto in maniera diversa. Il Pontedera è andato a coprire tutte le zone del campo per non poter giocare e per esempio gli esterni hanno fatto avanti e indietro, la fase offensiva, la fase difensiva pesantemente. Assolutamente. Va bene Albino, ti ringraziamo per questa tempestiva testimonianza dal Rigamonti Ceppi, dalla tribuna del Rigamonti Ceppi. Ci risentiamo al termine del secondo tempo allora Albino. D'accordo, a dopo. A dopo, grazie, buona partita. Rientriamo in studio e niente, noi ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo fra qualche minuto, restate con noi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non
riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'ACI Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. ACI Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Lecco Channel, radio giornale nazionale. Sponsor by Crotti & Partners, la sicurezza per le telecomunicazioni in fibra ottica professionale per aziende. Chiama ora il numero verde 868 27 96. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premier Draghi ha presentato in Senato il suo programma. Il governo farà le riforme ma affronterà anche l'emergenza. L'unità non è un'opzione ma un dovere per tutta l'Italia e per tutti noi, dice. Primo obiettivo la guerra alla pandemia e la ricostruzione come nel dopoguerra, poi sviluppo ambientale sostenibile, protezione del lavoro, riforme fiscali, della pubblica amministrazione e della giustizia. Sulla scuola l'obiettivo è adeguare il calendario alle esigenze della pandemia e recuperare le ore di didattica in presenza perse. Draghi poi sottolinea che il sostegno al suo esecutivo assume altri e diversi significati. Sentiamolo. Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro, significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata, che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Così Draghi dunque, lo ricordiamo in tarda serata la fiducia a Palazzo Madama, domani alle 20 il voto alla Camera, prevista una maggioranza robusta. E il PD intanto conferma e ribadisce il sostegno al governo Draghi, scommessa la cui forza e successo saranno misurati sui risultati, spiega il segretario Zingaretti, secondo il quale l'asse PD 5 Stelle e l'EU ha permesso di portare attorno a Draghi l'insieme del campo democratico. Dal leader Dem anche la sottolineatura che il partito resta nettamente alternativo alla Lega. Renzi fa sapere di non aver sentito Salvini, sottolineando che per il coordinamento politico della maggioranza c'è il Presidente del Consiglio. E sull'assenza del MES, dalle parole di Draghi commenta: lasciamo che il Premier faccia le sue valutazioni. Cambia lo statuto del Movimento 5 Stelle, via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau alla nuova governance collegiale del movimento. La votazione, conclusasi oggi alle 12, ha visto la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. Un post dell'associazione Rousseau fa sapere che la struttura lavorerà per consentire agli iscritti di eleggere il prima possibile questo organo collegiale e definire così una guida politica legittima dal basso che possa assumere le decisioni politiche associative necessarie e fondamentali per consentire al movimento di costruire la sua strada per il futuro.
Coronavirus. Per contrastare le nuove varianti del Covid-19 la Commissione europea ha messo a punto una strategia basata su 3 priorità: nuovi test ad hoc, il sequenziamento del genoma, autorizzazioni più veloci e rafforzamento della produzione. La von der Leyen spinge per accelerare le vaccinazioni e annuncia l'acquisto di altre 300 milioni di dosi per quest'anno da Moderna, ma mette in guardia dall'acquisto al di fuori dello schema europeo. La cronaca: i PM del pool per i reati ambientali della Procura di Taranto hanno chiesto 28 e 25 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva, ex proprietari ed amministratori dell'Ilva, tra i 47 imputati nel processo chiamato Ambiente Svenduto sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico. Sono accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Chiesta anche la condanna a 5 anni per l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, accusato di concussione. È tutto, alla prossima edizione. Lecco Channel, Radio Giornale Nazionale. Sponsored by Lario Reti Holding, l'acqua della tua casa, buona, sicura, controllata. Numero verde servizio clienti 800 08 55 88 www.larioreti.it www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Che c'è? Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, simply clever. Concessionaria autocogliati Skoda. Via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. LC. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. LC. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre, pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29, a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it. LC. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. LC. Rientriamo in studio, siamo ancora nell'intervallo del match tra Lecco e Pontedera, che sono andate al riposo sul punteggio di 0-0, sono ora nel cerchio di centrocampo, stanno rientrando anche in panchina gli ultimi componenti dei rispettivi staff. Un secondo tempo che dovrà dirci qualcosa in più, un buon primo tempo, va detto, mister, non possiamo certo essere delusi che Lecco ha giocato contro una squadra che ti lascia giocare, il Pontedera lo abbiamo detto, però serve qualcosa in più per cercare di sbloccarlo. Sì, sicuramente le occasioni più pericolose le abbiamo avute noi. Pontedera forse un tiro all'inizio, ma niente di che, non ci ha mai impensierito, ma anche a livello di gioco non ci ha mai messo sotto, diciamo. Serve adesso di
di avere un po' più di convinzione, magari anche qualche cambio. Per dirti, io ti dico che Dudu lo vedrei bene in campo per andare un po' a spezzare questo equilibrio e provare comunque almeno nel primo quarto d'ora a provare a trovare la rete del vantaggio per poi poter gestire sicuramente il risultato. Faremo gol entro 10 minuti, lo ha detto Alessandro Spor, che è il nostro lettore, sì, che fa questa... Ha la mia stessa idea. La tua stessa idea, nelle prime battute del secondo tempo si sbilancia. Ivan, tu hai detto vedresti bene per esempio un Capogna messo dalla panchina in questa... Sì, no, ma anche sul fatto poi, però io vedo molto bene, come si dice, nel contropiede, nelle ripartenze, per esempio Dudu, però non mi sembra che è una partita, ripeto, io mi sono fermato e scioccato alla battaglia. Io non la vedo, cioè è una partita comunque tattica, dove, ti ripeto, ci sono due squadre che meritano comunque la posizione in classifica che hanno. Assolutamente, sì, quindi di questo aspetto, esatto, e allora dobbiamo, secondo me però, poi dopo, nel corso del secondo tempo, e lì la differenza la fa chi è in panchina, il Milter, di cercare di azzeccare poi le mosse, perché poi alla fine, perché se loro, e ha ragione il Milter Invernizzi, il pareggio va benissimo a loro, e quindi noi non dobbiamo adeguarci, loro si devono adeguare a noi. Per quello che mi piacerebbe, indipendentemente dalla voglia del tifoso di vedere sempre il Lecco che vince, vedere in vantaggio il Lecco per vedere poi come si comportano loro. Questo è un aspetto importante. Sì, perché poi potrebbero chiamati ad alzarsi un pochino, anche scoprirsi e lasciare qualche spazio ulteriore, e lì magari, come dite voi bene, si potrebbe ed essere decisivo, inserire ed essere decisivo un Dudu Magni per esempio, per sfruttare gli spazi aperti in verticale. Non ha sfruttato un calcio d'angolo, il primo della ripresa, la Pontedera, che ha cominciato bene questo secondo tempo, sta attaccando. Ora sul fronte di sinistra prova a sfondare, viene però contratto bene, in questo caso guadagna una rimessa laterale, però il giocatore, se non sbaglio Milani, che ha battuto la rimessa laterale, viene affrontato fallosamente da Azzi, secondo il direttore di gara, che lo ricordo quest'oggi è il signor Adolfo Baratta di Rossano. Guardaline arrivano proprio da vicino, poco più in là della Brianza, uno da Catania e uno da Palermo, mentre invece è di Torino il quarto ufficiale. Io non capirò mai la composizione delle quaterne, in questo caso arbitrali, ma vabbè, non c'è mai omogeneità territoriale. Comunque, calcio di punizione sulla tre quarti, questo è insidioso perché può mettere dentro il Pontedera una palla interessante, sono in due sul pallone, c'è Caponi, probabilmente andrà a battere lui col destro, vediamo. Palla insidiosa, Pissardo con i pugni, era direttamente in porta, la allontana, poi riesce a perfezionare il disimpegno difensivo il Lecco in qualche modo, colpo di testa di Kautz. Dunque la prima conclusione della ripresa la annotiamo perché arriva al terzo minuto, al 48esimo, ed è marcata Pontedera con il tiro dalla lunga distanza, abbiamo visto, che però è stato ribattuto da Pissardo con i guantoni. 48esimo, dunque ancora 0-0, ma Pontedera ha aggredito bene questo secondo tempo, mister. Sì, partiti bene. A stare attenti. Sì, poi soprattutto loro sulle palle inattive, perché poi alla fine di altre situazioni non hanno creato, però le battono bene, e anche in questa situazione sono stati pericolosi. Bravo Pissardo a scegliere il tempo giusto per l'uscita, e niente, adesso vediamo di ripartire a fare il nostro gioco, a macinare un po' di più, e soprattutto essere magari un po' più pericolosi anche da fuori. Tiriamo un po' poco da fuori. Anche la situazione che diceva prima Ivan di Iocolano, che ha scaricato una palla, invece magari lì era una situazione che si poteva un attimino... Poi conoscendo lo storico suo, è quello che perfeziona i giocatori, che... un po' più di coraggio nell'andare, comunque, anche, ma anche a puntare, io dicevo Dudu, anche per andare magari anche a puntare i loro difensori in un dribbling, cioè visto che ci lasciano girare, no? Questa libertà secondo me andrebbe sfruttata un po' di più anche nel creare qualche uno contro uno, che magari può sempre portare fuori una punizione, un fallo, qualcosa di pericoloso davanti. Assolutamente. Detto di Galli, che è infortunato da tanti mesi ormai, lo sappiamo, Bolzoni è rimasto fuori per questo problema muscolare, non dovrebbe essere niente di grave, ma comunque non c'è. Capogna rimane fuori soltanto perché sono due partite, per dargli un po' di respiro anche dopo il derby in cui aveva palesato, è stata una partita fantasmagorica, qualche difficoltà muscolare anche lui. Molto probabilmente se qualcosa di muscolare
avere un po' più di pazienza non è mai sbagliato, perché comunque stiamo parlando di giocatori poi importanti, giocatori che magari rischi poi sulla ricaduta di perderli per più tempo. Da quel punto di vista lì do ragione al mister D'Agostino, anch'io la penso così. E se non c'è proprio la necessità di dover conservativo, insomma, sì, perché poi comunque, come vedevamo prima la panchina, cioè, le scelte per poter cambiare la partita ci sono comunque, adesso senza togliere niente. Poi, per carità, Capogna lo conosciamo e sappiamo la sua pericolosità, però bisogna comunque preservarlo, perché comunque è un giocatore che poi diventerà importante anche nelle partite proseguo. Assolutamente, questo lo sappiamo e lo sappiamo. Intanto siamo al 50°, Lecco non riesce a distendersi in avanti, Pontedera, Lecco che è molto schiacciato, tutto nella propria metà campo fondamentalmente, a cercare di arginare l'avanzata del Pontedera, che ora si sta facendo pericoloso sulla destra. Vediamo se no, non c'è rimessa al fondo per fortuna per il Lecco, chiedeva l'angolo Magrassi, ma vediamo, no, scivola lui. Forse chiedeva un fallo su di Kautz, ma Kautz era lontano, non sappiamo. Vabbè, chiedeva qualcosa che non poteva essere concesso. No, vedevo qualcuno scaldarsi, ma non ho capito. Sulla panchina del Lecco? Sì, non ho capito chi era. Tanto al 51esimo, 2-0 del Como a Crema con la Pergolettese. Non abbiamo ancora il nome del marcatore, a breve ve lo daremo, però comunque in questo momento allungherebbe a +5 sulla seconda, esce con i piedi Pissardo e allontana sull'attacco di Magrassi. Lecco non riesce però più a distendersi e a ripartire in questa fase di secondo tempo, non l'ha mai fatto. Nannini va in scivolata, vediamo se è fortunato nel rimpallo. No, gli dice male perché la rimessa è a favore di Milani, che l'ha già battuta. Attenzione perché viene via molto bene Capponi, combina con Magrassi, la palla sulla destra a cercare un compagno. Poi non commento la giocata di Semprini perché mi sta anche simpatico, dunque non la commento, ma regala la rimessa laterale. È una giornata alla Margheritoni. Sì, diciamo che è entrato su questo pallone cercando di servire un compagno, la palla è andata dall'altra parte. Di Dudu e Segliac. Eccoli qua, allora, le prime due, attenzione, 52esimo, discontinuità col passato, perché fa subito due sostituzioni al 52esimo mister D'Agostino. No, fuori Mastroianni e fuori e dentro Magni. Sì. Vediamo chi esce per Seliac, Nannini forse? Sì, Nannini. Sì. Dunque ci può stare, Sì. Ci può stare. Dunque Seliac va probabilmente sulla destra e tu dici Azzi va a fare l'esterno di sinistra. Sì. Come ha giocato, come domenica scorsa. Sì, probabilmente sì. Hai una cerniera di destra un po' più coperta con Seliac dall'altra parte. Scusate. C'è dunque Azzi che si sposterà a sinistra per cercare di sparigliare un pochino anche le carte, no? Visto che per adesso non si è riuscito. Dentro Magni, quindi abbiamo la conferma che in questo momento comunque Capogna viene preservato. Sì. Anche perché in questo momento non vedo ancora spazi per lanciare Magni in contropiede, perché è in spazi aperti, perché comunque il Pontedera non ne sta concedendo. Però al di là del discorso contropiede, ritorno sulla partita di domenica, comunque anche nelle azioni manovrate, comunque Dudu e il suo contributo. No, assolutamente, le ultime partite domenica secondo me ha fatto bene. una gran partita, che non era una partita di contropiede, perciò è logico, poi lui si esalta negli spazi, però anche negli 1 contro 1 può andare un attimino a creare dei grattacapi alla loro difesa, cosa che con Mastroianni nel primo tempo praticamente non abbiamo preso una punizione dal limite, non abbiamo mai impensieriti, visto che magari non si riesce ad arrivare dentro con la palla, visto che loro chiudono bene il passaggio, magari qualche accelerazione di Dudu può essere importante per creare occasioni. Sì, vediamo se una mossa che condivido, quella del mister. Vediamo se la costruiamo dal calcio d'angolo di Foglia. Azzi ha guadagnato questo calcio d'angolo, va a Foglia sul secondo palo, prova Iocolano, ma ciabatta il pallone, era vicino al limite dell'area da destra, prova a impattare il pallone con il destro, non trova una conclusione pulita, rivediamola.
avrebbe potuto fare meglio, l'ha ci va proprio male, carica male, non so, ma il l'ha un po' passo. disturbato il fatto che il difensore gli Sì, dice non era così vicino però, dice che magari però visivamente possa averlo disturbato. La visuale del pallone. Noi su questa ciabattata di Iocolano, sul rinvio di Sarri, ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci qua. Stavamo commentando un po' la partita di Nannini, che ha fatto bene ma poi è mancato in alcune situazioni, tipo magari di assistenza per i compagni sui cross, in cui non ha fatto comunque benissimo. Va detto a sua giustificazione che ritrovava il campo dopo lungo tempo, no? Perché tre partite in cui non aveva giocato, per cui, insomma, ci può anche stare dover ritrovare un attimino le misure. Pontedera arriva primo sulle seconde palle, questo mi sembra un dato di fatto, probabilmente che fisicamente possono stare anche meglio di noi. Ivan, cosa dici? Sì, e poi la cosa che non era successo nelle ultime partite. No, e poi la cosa che, ripeto, loro continuano a giocare come hanno giocato, cioè, e questo ti fa capire che una squadra, sembra di vedere una squadra esperta, magari ha una media giocatori bassa. Questo quindi ti dà veramente il fatto. Sai cosa? Quando tu vedi, è un po' come la Carrarese America, quando sono squadre che hanno un allenatore, questo è il quarto anno, Maraia che c'è. Sono squadre che poi chi metti e sanno giocare, poi è una squadra giovane che corre, sanno tutti cosa devono fare. Esatto. Poi magari non avranno, come dicevamo prima, dei nomi che ti possono diciamo prendere magari. Sì, come dicevano gli allenatori qualche anno fa, che quando arrivi in perfezione che i giocatori fanno anche le sostituzioni loro, cioè per dire, ecco, cioè vuol dire però che l'impressione è quella. Sì, davvero, sì, sono d'accordo con te. È una delle squadre più interessanti che ho visto finora. Vediamo se Lecco riesce ad andare via, porta palla Foglia che allarga sulla sinistra, ma si è già ricompattato il Pontedera con 7 uomini nelle due linee. Azzi a sinistra, vediamo se fa la differenza dall'altro lato. Il numero 7 blu celeste appoggia per Foglia che prova dalla lunghissima distanza, e il tiro che però, come abbiamo detto spesso scherzando in queste settimane, a foglia morta proprio non viene, perché prende un giro esterno. Finisce invece molto molto largo alla sinistra dalla porta di Sarri. Questa nazione un po'. Però ci sta, sì, secondo me dobbiamo avere anche un po' più, come dicevamo prima, poi per carità, tiriamo poco da fuori, nonostante adesso abbiamo Azzi, Foglia, Iocolano. Può capitare così che la prendi male e non prendi la porta, però è comunque un segnale positivo, vuol dire che comunque vuoi segnare, vuoi calciare, deve essere un po' questo, un po' anche per gli altri centrocampisti un po' uno sprono, no? di dire proviamoci, perché comunque si può segnare, vale anche col gol da fuori aria, non è che per forza assolutamente andare sempre in porta. Il tiro da fuori vale sempre 3 punti, come nel basket, al di là della battuta. Qui vediamo, attenzione a Pontedera al limite dell'area, Semprini, il soffio al pallone, non ho visto se Lora, bravissimo, ha perfezionato il disimpegno di Seliak in due. Sono andati a chiudere, poi il primo giallo della partita arriva per Risaliti. Costretto fallo. Condivido, sì. Risaliti il primo giallo della partita, il vice capitano. Gli obblighi a fare delle cose diverse da quelle per carità, senza togliere all'impegno di Mastroianni, che ci mancherebbe, su quello la sufficienza lui sull'impegno la prende sempre. Però poi manca un pochino davanti. La pericolosità di Dudu quando si gira è un'altra accelerazione, un altro passo. Abbiamo visto anche col Como, insomma, distruggere la difesa della capolista nel derby vinto la settimana scorsa per 4-0. Come che quest'oggi, lo ricordiamo, sta conducendo 2-0 sul campo della Pergolettese, è arrivata la rete di Bellomo al sesto della ripresa dopo quella di Iovine nel primo tempo. L'altra partita tra Pistoiese e Carrarese è attualmente ancora sullo 0-0, così come questa del Regamonte Ceppi, in cui Lecco non riesce a sbloccarla col Pontedera, ma in questa ripresa non ha nemmeno costruito occasioni. Il Lecco se n'è andato il primo quarto d'ora del secondo tempo. Il Pontedera sta controllando bene la partita,
Lecco che è un po' calato anche fisicamente, no? In questa ripresa. Sì, un po' in mezzo. Sì, pare di poter un po' dire. in mezzo, sì. Chissà che non ci possa essere allora lo spazio anche per Marco Moleri a centrocampo, magari per far rifiatare un po' Marotta, che lo vedo un po' scarico in questa ripresa dopo un buon primo tempo, va detto, di Marotta. Che sì, è stato uno dei Moleri migliori. o anche Masini che abbiamo anche, provato a vedere, anche perché Masini, poi è il suo ruolo da da mezzala, che comunque quando ha fatto sempre bene quando è entrato. Tanto vediamo, noi Fausto manda naturalmente le foto, come al solito, splendide e suggestive dal bordo campo del nostro Matteo Bonacina, che questa sera potrete poi vedere con la cronaca. Intanto si alza la bandierina, posizione di fuorigioco di rientro di Mangni. Questa sera naturalmente su LCN Sport, sul nostro portale, sul nostro quotidiano sportivo, le cronache, le foto della partita, gli highlights, le interviste, le pagelle, naturalmente tutto in questa serata di mercoledì 17 febbraio, in cui si disputa il turno infrasettimanale, la sesta di ritorno, 25esima di questa Serie C nel girone A. Siamo sullo 0-0 Pontedera, che dicevamo è in controllo della partita perché la sta interpretando molto bene la squadra toscana, la squadra di Maraia, che ora cerca di farsi largo ma lotta a centrocampo. Foglia, bravissimo Foglia, qui anche in fase di ripiegamento difende bene il pallone con la tecnica, poi serve, cerca la ripartenza del Lecco sulla destra, va a Seliak, dall'altra parte arriva Azzi centralmente, Magni col petto entra in area e poi si scontra con Risaliti. Non c'è però niente, c'è semplice rimessa dal fondo per il Pontedera. Magni rimane anche a terra, ma il pallone era difficile per Magni, nell'1 contro 1 va a impattare Poi gli ha messo un bel cross, perché sì, farla passare sopra la testa del difensore. Il difensore del Pontedera c'è una giocata difficile onestamente, Magni, però insomma si dimostra subito attento e pronto, no, da quando è entrato. Tra l'altro incitato dal nostro Marco Molteni, il nostro lettore, che si vede dai mag che segni, suppongo che sia Magni, per cui l'incitamento anche per il giocatore del Lecco. Iocolano recupera un buon pallone, però non è raggiungibile il servizio di Foglia proprio dal numero 17 blu celeste. Allora una serie di colpi di testa, l'ultimo di Azzi, vediamo se trova compagni, anzi di Foglia no, riparte allora da sinistra con Risaliti il Pontedera, il pallone lanciato direttamente fuori, non ho visto bene se è stato Caponi o Barba forse a cercare di lanciare gli avanti del Pontedera, che ancora non ha provveduto a sostituzioni. Vediamo intanto il tiro dai 30 metri di Foglia, che alza la testa, guarda, ma la palla esce subito molto alta, il suo piede non si abbassa. Questa unica conclusione del Lecco nella ripresa è targata numero 8, ovvero Fabio Foglia, ma non è riuscito a portare pericoli alla porta di Sarri. Lecco che fa fatica ora a costruire, ci sta provando con Sedia, che ora si scavalca, come diceva un po' Albino alla fine del primo tempo, si cerca di scavalcare il centrocampo dei toscani. Sfortunato Magni, che si trova il pallone sui piedi sul rilancio di Risaliti, dunque, anzi di Caponi forse, sì, che scivola e poi scivolando trova la gamba di Magni, dunque regala in qualche modo Magni la rimessa laterale suo malgrado al Pontedera. 63esimo, ci vuole veramente qualcosa, sì, per adesso i cambi non hanno sortito l'effetto sperato. 10 minuti, Magni è entrato bene, ok, l'abbiamo detto, ma non è arrivato ancora il cambio di passo. Ne riparliamo però a breve dopo un altro stacco pubblicitario. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. C'è la domanda del nostro Miki Torre che ci segue, scrive: ma secondo voi rimane così 0-0? Intanto Marco dice sì, proprio lui Mag conferma quello che aveva detto l'interpretazione. Beh, cosa dirti Miki? Speriamo di no, ovviamente. È una partita che adesso si stanno un po' anche allungando. Attenzione alla ripartenza del Pontedera centralmente con Barba, che allarga a sinistra, Semprini restituisce il pallone però alla chiusura di Malgrati. Ecco che rimane un po' dietro, ora Caponi allo spazio per provare il destra da una lunghissima distanza, palla però
fuori un paio di metri alla destra della porta di Pissardo. Attenzione, perché il Pontedera quando riparte lo fa sempre con pericolosità. È una partita che può finire 0-0, ma in questa ripresa si sta un pochino accendendo adesso e forse insomma qualche occasione. Vabbè, qua c'è stato un malinteso e Kautz ha lasciato questa palla a metà e poi qua non è andato però nessuno a chiudere sul tentativo di conclusione non dobbiamo sottovalutare queste situazioni, perché comunque Pontedera in partita sta controllando, ci sta aspettando dietro, ma quando comunque mette fuori la testa sanno cosa fare, come dicevamo prima. È una squadra da non prendere sotto gamba. E noi che dobbiamo inventare qualcosa, perché comunque loro alla fine, come dicevamo anche durante il primo tempo, il pareggio gli va bene, non bene, benissimo, però ripeto, per rispondere anche al nostro ascoltatore, questa è una squadra messa giù bene, quadrata, che mi sta veramente impressionando dal punto di vista di come sta in campo, perché tante volte le situazioni si fanno sui singoli, qui non ci sono singoli per carità di spicco, ma è una squadra, quindi bravo al loro allenatore che, come diceva il mister, qualche anno che sta lavorando con queste persone, fa i cambi giusti tanti durante giovani, il mercato, tanti perché giovani, esatto, perché io ho visto la panchina da 2000. La panchina fa spavento, perché il più giovane è 99, ma anche chi è in campo, i più giovani, i meno giovani, i più esperti sono attaccante Magrassi, il centravanti al 93 e Catanese, che si è visto poco tra l'altro in centrocampo, quest'oggi molta fase sporca per lui, oscura, è un 93 anche lui. Mangni sfida due avversari, viene contratto, c'è Seliak che però si porta fuori il pallone. Molti errori tecnici in questa ripresa, Lecco ha calato un pochino su tutti i punti di vista, anche un po' dell'attenzione se vogliamo, no? In queste giocate si evince un pochino di superficialità, ci lascia un po' perplessi perché però vediamo, magari ci basta una giocata, lo sappiamo a noi, di vari assi e azzi che abbiamo in campo, giocatori per trovare la giocata ce li abbiamo, sicuramente più noi di loro. Però oggi meno squadra del solito il Lecco, proprio complessivamente un po' appannata. Poi ricordiamolo che si gioca ogni 3 giorni, ormai c'è una fase di campionato molto intensa che comincia adesso, quindi si è giocato 3 giorni fa. Oggi forse magari tanti giocatori non hanno tanta birra in corpo, così come può esserlo in altre situazioni, e questo onestamente va detto. Battuta la rimessa laterale, Foglia appoggia per Seliak che va al cross con il mancino lungo sul secondo palo, si impegna Dudu Magni e va ad evitare l'out. Intanto se si sente lo spettatore in tribuna riusciamo anche a vedere già del spettatore tra virgolette addetto ai lavori. Questo è cartellino tutta la vita, vediamo. Non c'è, non c'è, si rimane con un solo ammonito in partita che è risaliti. Andiamo a vedere, qui era Caponi che va, il capitano che va a e poi lo tira giù, è saltato secco da Mangni vicino alla bandierina del corner. Spieghiamo anche i nostri, gli ha zannato le mani alla caviglia. Ecco, Fausto ti ha ascoltato. Scusate, perché uno spettatore in tribuna impalla il calcio d'angolo, Fausto dalla regia gli fa un cenno e lui quasi sentendolo si sposta. Giustamente calcio d'angolo, anzi punizione, attenzione che è un segnale corto, è un segnale dall'aldilà, un segnale questo qua dall'aldilà, nel senso dall'aldilà della regia. Un grosso errore dell'arbitro, non ammonire. Infatti poteva essere Capponi, un giocatore importante tra l'altro a centrocampo, giocare poi che si sta spendendo tanto in ripiegamento e in interdizione, da ammonito gli ultimi 20 minuti. Dai, potrebbe cambiare un po', va Foglia questo corner corto sul secondo palo, saltano in due Seliak e Kautz che si ostacolano un pochino, non trovano la porta, poi vanno ad affossare anche 2 giocatori. Non so se è arrivato il fischio qui, veniamo dal direttore di gara, no, probabilmente no, ultimo a toccare Seliak, uno scontro di gioco, c'era c'erano un paio dei nostri che erano lasciati liberi ma erano affollati nell'area piccola ed era difficile andare a trovare questa palla. Entra Giacomo Benedetti, esce Semprini nelle file del Pontedera. Semprini che si è visto poco onestamente, esce Lemme perdendo qualche secondo di troppo. Dobbiamo evitare qualcosa perché sennò la partita la portano dove vogliono loro. Partita che rischia, quello che dicevamo prima al nostro amico a casa, rischia sì di finire 0-0 questa partita, perché è una partita che poi è insidiosa da questo punto di vista. Per sbloccare il risultato chi potrebbe mettere, chiede Marco, io ti direi se stesse bene Capogna, perché magari alzerebbe un pochino la squadra in questi ultimi 20 minuti ed è un giocatore che comunque può metterti anche dialogando spalle alla porta, può metterti davanti al portiere, e mi riferisco
a Iocolano, anche i giocatori che possono inserirsi da centrocampo, arrivare al tiro, Foglia, Marotta. Magnini intanto recupera un pallone sulla destra, entra in area, viene chiuso, sarà calcio d'angolo in favore del Lecco. Dai. E ci vorrebbe un bel gol di Simone Iocolano o Magnini. Un saluto al mitico Albino, te lo salutiamo naturalmente Aldo, e quest'oggi come hai sentito allo stadio naturalmente, al grande Ivan ti saluta Aldo Colombo, sempre Forza Lecco. Aldo da Maggianico. Grazie. Seguiamo il corner del Lecco, ancora una volta sempre Foglia a batterlo, prova a staccare Cauz, viene anticipato, Marotta di testa non se la sente di calciare, allora appoggia di testa lateralmente per Magnini che si allarga a sinistra. Giovanni Colombo, per favore siediti, presente nella FIGC il comitato di Lecco, perché impalli bisogna dirgli che gli stanno fregando la fisionomia è lui, quindi no, ma poi bisogna dirgli che gli stanno fregando la bicicletta, così almeno va. Calcio d'angolo per... no, vediamo, non so se lui, però viene fatto cenno di sedersi. Continuano a impallare quest'oggi l'affollata tribuna delle telecamere di Leven. Iocolano qui la batte male lui. E vediamo gli invitati. Okay. Va direttamente su Sarri. Iniziano anche un pochino a perdere tempo, no? I giocatori del Pontedera, un po' fare gli sparagnini su queste situazioni, la calcio piazzata, poi gioco fermo. Perdono qualche secondo di troppo, qui rivediamo, calcio angolo battuto male da Iocolano questa volta, perché è andato direttamente troppo sul portiere. Dall'altra parte c'è già Magrassi, Cauz, bene con l'esterno, l'anticipa, serve Azzi, prova a ripartire il Lecco. Azzi si autolancia, c'è Magnini, vediamo se di testa riesce a servirlo. Magnini centralmente, attenzione perché ha lo spazio per fare quello che vuole, può alleggerire, le trova Foglia che pensa, viene un attimo al tiro, poi allarga sulla destra per Seliak, dentro il cross, anticipato Magnini. Può rigiocarla Iocolano, vediamo se si accontenta del corner Simone, sì. Si ripartirà. Hanno mollato un pelino, un calcio d'angolo, sì. Pontedera ha mollato un po' l'attenzione, anche perché ha corso anche tanto comunque, anche senza palla, ha speso tanto sulla Toscana. Ora è l'Ecco che può usufruire di un altro corner, lo batte Iocolano qui da destra, gli sta battendo sempre il numero 17, anticipato Cauz che aveva saltato bene, poi Marotta alleggerisce, forse più per non prendere qui una possibile ripartenza del Pontedera, mette direttamente fuori, anche se in realtà non c'erano forse le avvisaglie di una ripartenza veloce del Pontedera. Piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. C'è. Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria Autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e Amerate in via Bergamo 38. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Seguiamo il calcio di punizione al 73esimo della Pontedera, che ha portato in avanti diversi saltatori. Caponi come al solito a batterlo direttamente in porta. C'è un colpo di testa, se non ho visto male, di un difensore del Lecco, forse Marzorati, che anticipa Pissardo, la mette fuori di poco. Brivido qua su questa posizione, perché Marzorati sfiora l'autogol che sarebbe stato veramente clamoroso, stacca di testa benissimo, anticipando tutti, la mette fuori di poco, però è la propria porta quella, quindi grande rischio. C'è un calcio d'angolo dall'altra parte dunque per il Pontedera. Seguiamolo, dovrebbe essere sempre il numero 8, il capitano Caponi, che le batte tutte lui queste situazioni, la palla inattiva. C'è un conciliabolo intanto tra l'arbitro e qualche giocatore in area, probabilmente le solite scaramucce che precedono un calcio piazzato. Si entra nella fase decisiva naturalmente del match, perché siamo al 74esimo, va Caponi, centralmente lo stacco di Malgrati che anticipa tutti, vediamo se l'Ecco ha la forza di ripartire qui con Dudu, che fa un pessimo controllo sul pallone, cercava di portarselo sull'esterno con il petto, ma poi il campo è finito. Pontedera che qui può approfittarla in queste ultime fasi, si rialza in campo e sta riguadagnando metri, costringendo il Lecco all'indietro in questa situazione. Fa tutta la rimessa laterale, attenzione a Caponi che ha la palla sul mancino, prova la conclusione, Pissardo si butta a terra e la respinge non sicurissimo, forse non l'ha vista partire bene, brutta palla insidiosa che era rimbalzata, aveva tanti uomini davanti, la rivediamo Pissardo,
e sembrava più facile questa palla, invece non lo era per niente. Qui Caponi è contratto anche da un avversario, da Lora forse, la tocca con i guantoni, poi la trova un po' con il corpo e riesce a respingere a Pissardo, concedendo ancora calcio d'angolo. Si stanno un po' schiacciando ora in questa situazione i toscani. Battuto male, Azzi la allontana, vediamo se riparte l'Ecco con Magni, ha anticipato, gioco fermo però, calcio di punizione in favore del Pontedera per un fallo sul numero 2 Milani. Fa fatica ora a uscire l'Ecco, sì, stiamo soffrendo un po' schiacciando. Mister, cosa secondo te, un calo un po' fisico oppure... Sì, in mezzo abbiamo perso un po', siamo meno aggressivi e facciamo un po' più fatica a far ripartire l'azione. Secondo me qualcosina potrebbe ancora servire, come anche per mettere qualche giocatore un po' più fresco, dar qualcosa di diverso. Sì, perché se perdi lucidità in questo momento della gara li concedi comunque dei giocatori in più. Allora ecco, per quello che un centrocampista, un cambio lo vedo anch'io bene. Assolutamente. Intanto battuto il calcio di punizione, si chiama uno schema, palla dentro, respinge Lora, poi colpo di testa a servire ancora. Vediamo se qui non c'è fuorigioco o no, perché Caponi è rientrato, anzi era Risaliti che ha servito proprio Caponi, che guadagna una rimessa laterale sempre in zona d'attacco. 5 minuti abbondante di pressione del Pontedera che costringe all'indietro il Lecco. Intanto segnaliamo il 2-0 improvviso in 5 minuti, 1-2 terribile della Carrarese a Pistoia con Dumbia e Marilungo. Battuta la rimessa laterale, Milani cerca di andare sulla destra, dentro il rasoterra centrale, però non trova compagni, c'è Malgrati che può giocarla bene e rilanciare con il mancino. Magni la tiene, non riesce a tenere palloni Magni per in questa fase a far ripartire il Lecco. Non ha funzionato il cambio di D'Agostino, forse per quel tipo di gioco, per come si era messa la partita, sarebbe servito di più Capogna. Sì, su quello sì, per far salire un po' di più, sì. Lui tenere anche palloni che facciano respirare un pochino. Spantato ci sono dei cambi, ma Eleven ci mostra il fallo. Sì, perché adesso se vuoi cercare di vincere partita devi cambiare qualcosa. Allora, è uscito Marotta ed è entrato Emmausso. Sì. Che sinceramente in questo, ecco, magari una giocata di fantasia potrebbe anche cercare di sbloccare, quindi non lo vedo male come cambio. Marotta che si è spento molto nella ripresa, era stato tra i migliori, forse il migliore del primo tempo, poi si è un po' addormentato su questi ritmi bassi nella ripresa. Una partita da 6 la sua, mister? Sì, no, sicuramente il primo tempo molto positivo, ha calato un po' la distanza. Ci prova Cauz a sinistra, scende di gran lena, trova Azzi, vediamo se ha lo spunto l'italo-brasiliano, un pallone di ritorno per Cauz che va fino in fondo, la mette dentro, allontanano ancora Azzi sul limite dell'area, un tocco maldestro, poi evitano in qualche modo la rimessa dal fondo, ma il Pontedera concede però la touche. È una spinetta nel fianco, Azzi davanti. Attacco all'Ecco, già battuta Emmausso, primo pallone lo tocca male, poi però lo ritrova, lo difende, riparte da Malgrati. Si chiude il Pontedera all'indietro, ci sarà che possiamo farcela, su. Soffrire in questa ultima fase di gara, se si vuole provare a portarla a casa, 3 punti che sarebbero importanti, permetterebbero all'Ecco di restare davanti alla Pro Patria che ha vinto, dunque in questo momento scavalca i blucelesti, al 4° posto in classifica. Azzi, vediamo se punta l'uomo, Barba, cerca di andare via a 2, perde palla perché c'è il raddoppio, proprio il numero 10 del Pontedera che va a prendersi il calcio di punizione. Sull'attacco irregolare di Magni, cenno però di incitamento anche da parte di Azzi che va a battere il 5 a Magni dopo aver commesso questo fallo. Il numero 10 bluceleste non è entrato benissimo in partita, ma da lui ci aspettiamo sempre tanto, ci aspettiamo anche che possa combinare qualcosa in questi ultimi 12 minuti. Più recupero, bisogna fare dei cambi, scrive Lorenzo. Uno è arrivato, la vinciamo, sono sicurissimo Marco, dubito, gli risponde Lorenzo. vedremo cosa succederà in questi ultimi 12 minuti. Si può fare, perché insomma Pontedera è una buona squadra, si sta rendendo anche pericolosa, ma dietro comunque dimostra, attenzione alla conclusione di Milani da lunghissima distanza, un alleggerimento di fatto per Pissardo che non ha problemi, la fa sua al 79esimo. Rivediamo che questa azione qua, c'è stato il passaggio al numero 20 Benedetti che è entrato dalla panchina, lo ricordiamo, al posto di Semprini, e poi la conclusione dalla lunga distanza, niente però di pericoloso per il portierone bluceleste che poco fa invece è stato bravissimo a respingere la conclusione insidiosa di Caponi, per distacco il migliore dei suoi, capitano del Pontedera, direi quest'oggi. L'unico anche che ha concluso anche in maniera pericolosa. Azzi viene per Iocolano,
All'indietro per Emmausso, si addormenta, poi riesce però toccando con la punta del piede a servire un compagno, il Lecco non la perde, Foglia rilancia l'azione a sinistra per Iocolano, dentro per Magni che non se l'aspettava, Magni cerca in qualche modo, forse commettendo fallo su Milani, sì. Calcio di punizione in favore del Pontedera nel cuore dell'area dei toscani, Lecco ci sta però provando a farsi vedere, mister. Dudu sta creando comunque un po' di pericoli a loro, non è ancora riuscito a fare la giocata, il tiro, la situazione un giallo per un pericolosa. componente della panchina del Lecco, non so chi sia, quindi non mi azzardo, non vedo perché non vediamo bene dalle immagini di leve, però componente della panchina ammonito probabilmente per proteste sul fallo di poco fa. Vabbè, lì il fallo c'era, ha cercato di prendere posizione col corpo, è normale che vai comunque a creare una situazione di contrasto. Assolutamente. Intanto diamo uno sguardo anche alle altre partite allora del girone, se è cambiato qualcosa, ha detto che è cambiato qualcosa, mi dice Fausto, sogghignando sotto i baffi perché è arrivata la rete della Pergolettese che ha accorciato a Crema con il Como. Andiamo a vedere anche chi ha segnato. Varas su rigore al 34esimo del secondo tempo. C'è ancora spazio per credere nella rimonta della Pergolettese su Como, ma anche e soprattutto a noi interessa di più questa partita con il Lecco che ha la possibilità di provare a vincerla, anche se è calato molto nella ripresa, e forse poi sarà interessante anche poi con il nostro Matteo chiederlo a mister D'Agostino anche il perché di un calo così vistoso, anche se immagino che poi possa anche far conto il mister delle due partite ravvicinate, che naturalmente è vero, come dire altrimenti, infatti lo dimostrano anche i tanti cambi fatti finora per cercare di avere qualcosa in più. E Mausso ha alleggerito su Sedia, che però si è dovuto fermare sulla destra, si torna indietro, si piazza però la Pergolettese che rimane con i due attaccanti alti e poi tutti dietro a cercare di interrompere le trame di gioco e le linee di passaggio dei blucelesti. Dentro il pallone Iocolano anticipato, secco, prova a ripartire, brutto fallo, probabilmente qui arriva il giallo tutta la vita, sì. Non ho visto chi, giallo per Lora. Giallo per Lora che è andato a stendere il numero 2 Milani, era in netto ritardo. Ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Alla lunga per il Lecco, Magni non la trova, Lora che è stato ammonito proprio poco fa per un fallo abbastanza netto su Milani, era in ritardo, numero 5 blu celeste, dunque si è preso il cartellino, il primo nelle file del Lecco di questa partita. Kautz, Lecco ci sta provando a schiacciare il Pontedera, a costringerlo nella propria metà campo in questi ultimi 10 minuti di partita. Il Pontedera è anche un po' calato dopo una buona frazione centrale, la migliore della partita. Iocolano a sinistra, ha un po' di spazio, pensa al cross, le finte, prova a chiuderlo Magrassi, poi inciampa e perde il pallone. Iocolano proprio sul più bello, Foglia, lotta da terra, sguscia via, gli dice di faccia rialzarsi qui l'arbitro, ma non sono molto d'accordo. Comunque attenzione alla ripartenza Pontedera, Kautz, poi subisce un colpo da Magrassi, no, si gioca, rimane a terra Kautz, palla viene buttata fuori dai giocatori del Lecco, l'arbitro dice no, non c'era fallo, scontro di gioco, va a parlare con Foglia, stanno incendiando un pochino gli animi ora in questa fase finale. Rivediamo qua, Kautz va col petto, ha sbagliato a stopparla, ha sbagliato a stopparla, poi c'è fallo, c'è una sbracciata e Kautz cade a terra colpito sul volto, e tanto dall'altra parte è ancora a terra anche Capuni. Vabbè, io ho l'impressione che si giocherà poco in questi ultimi minuti, così a naso, perché Pontedera, come abbiamo detto più volte, insomma, lo 0-0 a loro va più che bene.
e arriverebbe anche dopo una buona prestazione. Kautz è stato ingenuo Kautz perché poteva costare quello stop, poi sente la manata e si lascia un po' anche andare, con l'uomo vicino, uno stop di petto così no, anche perché era una zona pericolosa, se perdi palla lì va in porta. No, Iocolano scivola al momento di servire dopo una finta e poi nel tentativo si allunga e scivolata di recuperare il pallone, colpisce la corrente Caponi che poi rimane a terra, forse si fa male, ma assolutamente involontario come situazione di gioco. Questo ripallo era andato bene a noi. La rivediamo ancora una volta, Eleven ce la dimostra, assolutamente fortuito, l'infortunio probabilmente di Caponi, che l'abbiamo detto, probabilmente si è rialzato, non vediamo l'immagine dall'altra parte, intanto il Pontedera restituirà la palla a Pissardo dalla rimessa laterale, è stato il migliore dei suoi per distacco Caponi. 85esimo. 0-0 tra Lecco e Pontedera, come vedete dalle nostre grafiche, partita che però sta scivolando via ora. Le partite contro squadre che mettono il pullman non le vinciamo quasi mai. Sì, sono d'accordo con te Lorenzo, però il Pontedera oggi non è che abbia solo messo il pullman, ha fatto anche qualcosa in più rispetto ad altri pullman che avevamo visto durante la stagione, perché siamo stanchi e non troviamo soluzioni offensive. Dai che arriva. Vediamo perché il tempo ci sarebbe ancora, con 5 più recuperi. C'è ancora una finestra per i cambi. Con 2 cambi. Sì, a disposizione. Iocolano, come disse Nanni Moretti, fai qualcosa da Iocolano, perché fino adesso nella ripresa purtroppo Simone non si è ancora acceso, sbaglia un controllo facile, però sappiamo sempre che Simone, anche nelle partite in cui magari è meno presente, poi può estrarre dal suo infinito talento e dal cilindro la giocata vincente. Ce l'aspettiamo ancora, come sempre, fino alla fine. La rimessa battuta dal Pontedera con Milani che va a cercare con il numero 21 Perretta che cerca un compagno, l'anticipo di Azzi che ora si mette in moto, prova a far ripartire il Lecco e Mausso prima, bene, centralmente Iocolano che si gira, trova dall'altra parte Dudu Magni che si è allargato a sinistra, però come spesso capita il primo controllo di Magni non è eccezionale. Si salva perché la rimessa laterale sarà in favore del Lecco, ma qui doveva agganciarla, era un po' difficile, va detto. Sì. Arrivava a spiovere da 20 metri. Poteva far meglio. Sappiamo che però quel controllo lì in corsa magari non è proprio la qualità più spiccata di Dudu Magni, che però difendeva bene un pallone, si sovrapponeva Azzi, Pontedera si difende ora naturalmente davvero col pullman, ma perché siamo nelle fasi finali di partita e ormai punta allo 0-0. Marzorati allarga per Seliak, viene portato fuori, Marzorati ancora a questo punto costretto a buttare fuori un pallone perché il passaggio di Seliak non era preciso. Magni fa troppi errori, scrive Lorenzo, e in fase di controllo di palla sicuramente non è, l'abbiamo detto, soprattutto quando si mette in moto con le sue lunghe leve, non è la sua qualità principale, però insomma qualcosa di buono lo può combinare anche in questo finale naturalmente Magni. Vediamo, attenzione alla ripartenza veloce del Pontedera, ma gioco fermo perché era finito a terra il giocatore del Lecco. Rivediamo, sarà calcio di punizione. Marzorati, la spinta di Benedetti alla lunga, Iocolano non la tiene, Caponi allontana che si è ristabilito perfettamente dopo il scontro di gioco di qualche minuto fa. Colpo di testa di Magrassi, si lotta, Kautz bene, Kautz molto bene quest'oggi, a parte quella piccola ingenuità, però un po' di partite che sta facendo. Ancora Magni non aggancia questo palloni difficili perché stanno cercando i compagni di servirlo con palle molto forti dalla lunga distanza, veloci. In questo caso non riesce ad arpionarla Magni. 88esimo, 0-0. Partita che si sta incancrenendo sul risultato di 0-0, rischia di scivolare via così, e sarebbe un peccato perché anche se poi, anche parlando con il nostro Matteo Bonaccina prima della partita, parlavamo un po' del più del meno dei contenuti di questa partita, lui comunque diceva attenzione però perché lo abbiamo sottolineato, una squadra che ha fatto gli stessi nostri punti nel giro di ritorno e non è per niente facile, perché vuol dire che in salute lo ha dimostrato quest'oggi la squadra toscana, perché insomma non è venuta qui a Lecco soltanto per fare volume davanti alla propria porta, si è resa anche molto pericolosa. Le conclusioni sono arrivate. Qui Sarri svirgola, regala una touche importante, una rimessa laterale in zona attacco per il Lecco, già battuta Lazio, 89esimo. E Mausso viene via bene, cambia gioco, dall'altra parte Seliak, ora arrembante il Lecco, Lora, c'è Foglia che si fa vedere, può pensare sia al tiro sia all'alleggerimento per Kautz,
che allarga ancora, cerca l'ampiezza del campo il Lecco sulla sinistra con Azzi che punta l'uomo, va sul fondo Azzi, la palla dentro, rimpallata, si rifugia nel calcio d'angolo. Azzi sembrava aversela allungata un pochino troppo. Sulla fascia li mette in difficoltà. Azzi oggi è migliore in campo. Questa ripresa ha assolutamente preso distacco sugli altri. Qua, spostato a sinistra meglio che a destra. Seguiamo calcio d'angolo di Foglia, battuto sul secondo palo, esce Sarri e la fa sua. La fa su Edoardo Sarri, che poi rimane a terra, il giovane portiere del Pontedera, un classe 99, qualche secondo naturalmente per rubacchiare qualche secondo al tempo, visto che siamo nelle battute finali. Dovrebbe esserci la segnalazione del recupero a breve, vediamo se si vedrà o meno. Dai che c'è tempo, ragazzi, per provare a portarla a casa questa partita. Troppi palloni in campo, Foglia ne allontana uno. La rimessa battuta per Lora, che è più veloce anche dell'operatore di Leven, che ora torna sul pallone. Milani allontana il pallone, non trova compagni, Pontedera ora cerca solo di alleggerire, rimangono anche a terra facilmente, un altro giocatore a terra, ma si prosegue, vediamo se Milani la mette fuori. No, va al cross dentro, attenzione, dall'altra parte cerca di metterla a terra proprio Milani, poi la buttano fuori adesso perché è rimasta a terra da Barba, ma oggettivamente non credo che abbia qualcosa di serio, è caduto a palla lontana dopo il contrasto, ci ha pensato su un po', visto che è il 90esimo, poi si è lasciato cadere. Diciamolo, mi prendo la responsabilità di dire che qui insomma non c'è assolutamente niente. C'è stato, intanto non ho visto la segnalazione del quarto uomo dell'assistente per quanto riguarda il recupero, siamo già un minuto e se n'è già andato, sono 3 minuti, solo 3 minuti. Sì, cambi cambi sono stati pochi, 4 cambi, continue perdite di tempo come l'ultima. Probabilmente adesso l'ultimo minuto non si è giocato, quindi magari recupera fino al 94esimo. Palla viene restituita al Pontedera, insomma io credo che in questi ultimi 3 minuti difficilmente potrà accadere qualcosa, ma mai dire mai, vediamo. Rilancio Sarri. Seguiamo allora queste fasi conclusive, questo 0-0 tra Lecco e Pontedera. Il Lecco che troverebbe il terzo pareggio nelle ultime 6 partite, anche il Pontedera naturalmente, perché lo score è assolutamente identico tra le due formazioni. Il pallone su. Insomma, qua arrivavano più velocemente domenica scorsa in trasferta, che adesso avevamo anche scherzato, mister, su questa cosa. Sì. Che qui quest'oggi Riga Monticepi, Magni difende il pallone, poi non so cosa voglia fare, cerca un calcio d'angolo che lo trova. Dai. Sembrava una fesseria, l'ultima occasione direttamente così, invece ha preso il massimo con sì, ha trovato subito la deviazione del giocatore che era attaccato con il corpo, poi la palla è finita lunga, calcio d'angolo, Foglia sul pallone, salgono in tutti, dai ragazzi, battuto malissimo, direttamente fuori, quasi nel tunnel degli spogliatoi. No, è Mausso l'ha battuto questo, Vabbè, e Mausso batte un calcio d'angolo potenzialmente importante al 92esimo, ma trova direttamente inguardabile, gli spogliatoi fondamentalmente. E c'è un cambio da parte del Pontedera per lucrare ancora qualche secondo, numero 17 Leonardo Stanzani, che è un classe 2000, e probabilmente qua finirà la partita. Vediamo chi esce, non si è visto dalle immagini, mi sembrava però un giocatore del reparto offensivo. Adesso andiamo anche a capire chi possa essere uscito. Barba, potrebbe essere il numero 10 Barba. E 93esimo, vediamo se si gioca un altro minuto. Qui il rinvio di Sarri tarda ad arrivare, partita che poi avete visto scivolata davvero su lo 0-0. I ragazzi mi hanno deluso un po' oggi, scrive Miki. Pizzico di delusione c'è in questa ripresa perché il Lecco è calato tanto, tanto si chiama Pontedera che all'ultima azione probabilmente della partita difendono il pallone, uno scontro dentro, il pallone messo in area, Seliak di testa per Pissardo, dai che c'è l'ultima occasione per il Lecco, il lancio lungo di Pissardo, va a saltare Ioconano che viene anticipato, finisce la partita. Questo lancio 0-0 tra Lecco e Pontedera, un pizzico di delusione c'è assolutamente. Prima di fare il punto, il bilancio di questa partita con i miei ospiti, chiedo a Fausto
a breve di collegarci anche con il nostro Albino direttamente dalla tribuna del Rigamonti Ceppi. Vanno a parlare con il direttore di gara, i giocatori del Lecco nel cerchio di centrocampo. Non so bene cosa chiedessero, forse un minuto in più, non lo so. Effettivamente non si è più giocato. Non si è più giocato nel recupero e non è arrivato neanche fino al 94esimo recuperando quel minuto. Abbiamo deluso e poi non sappiamo assegnare, ci ha scritto il nostro Lorenzo. Intanto siamo collegati con il nostro Albino. Albino, mi senti? Sì, bene, voi mi sentite? Sì, ti sento bene. C'è, come scrivono anche alcuni dei nostri spettatori, un po' di delusione per questo secondo tempo dell'Ecco, perché poi la partita è scivolata via sui binari dello 0-0, è calata un pochino la squadra nella ripresa. Tuo giudizio perché? No, è calata un pochino, ma c'è anche da considerare il fatto che l'altra squadra non ha fatto di tutto per non farsi giocare. Avete notato, ci sono stati dei momenti in cui erano 11 sotto la linea del centrocampo, quindi è diventato difficile. Però devo anche aggiungere che per la prima volta mi sono un arbitro scarsissimo che ha indirizzato una partita anche in un modo abbastanza sfavorevole. Senti, a tuo giudizio però è pesato un pochino, al di là di questi, diciamo, di queste caratteristiche della partita che tu hai citato, anche un po' la stanchezza per le due partite ravvicinate oppure no? No, io non ho visto un grande calo fisico, cioè, magari qui in qualche elemento qualcosina sì, però a livello generale mi sembra ancora sul piano fisico una prestazione decorosa, quindi e anche attenta. Il problema di fondo rimane, ripeto, è una mancanza di lucidità nella fase di proposizione, cioè se tu continui a giocare col fronteggio come abbiamo cercato di fare anche nel secondo tempo, dove avevi giocato peggio che il primo, diventa difficile. Quando abbiamo provato a lanciare su Macchini, che comunque, ripeto, è in un momento di forma molto buono, anche se non è entrato subito in partita, però aveva creato degli sconfigli, no? Quindi questo che dovevamo fare. A tuo giudizio ci poteva stare anche, adesso io ignoro le condizioni fisiche dopo i problemi che aveva avuto con il Como, però un Capogna a un certo punto nella ripresa per tenere la squadra un po' più alta e per mettere inserimenti di centrocampo? Capogna, ci ho parlato assieme, cioè, durante l'intervallo, sì. Ha ancora dolore per la contrattura. Ah, ok. Spero di esserci domenica, cioè. Quindi in maniera cautelativa ha messo a riposo, ma non è al 100. Ah, ok, no, allora ci dai conferma di questo, lo prendiamo assolutamente buono quello che dici, anzi diamo una notizia anche in diretta, quindi Capogna evidentemente non stava ancora bene, per questo che non è entrato. Va bene Albino, senti, una partita è una giornata che ci vede riscavalcati dalla Pro Patria, scivoliamo al quinto posto, peccato più che altro per quello, perché era una partita casalinga e d'ora in poi le partite casalinghe insomma non andrebbero sbagliate ai fini della classifica. Non andrebbero sbagliate, però puoi anche pensare che se vai a vincere fuori la rimetti a posto, capito? Assolutamente, questo è vero. Insomma. Teniamo conto che per esempio oggi in Piacenza, e questa è un'altra brutta partita, ha vinto 3-2. In rimonta con l'Olbia, sì. E quindi non è facile, cioè è un campionato molto, molto così allineato, sono tutti allineati coperti ed è molto praticamente lineare, non c'è la squadra che spicca più delle altre. Sì, in questo momento forse il Como ha allungato 5 punti di vantaggio, ma dietro si sta ricompattando vicino al Renato un po' un gruppone di 7-8 squadre, insomma. Va bene Albino, ti ringraziamo allora, grazie per la tua, come al solito, puntuale testimonianza da Rigamonti Ceppi. Grazie. Ciao. Ciao Albino. Rientriamo in studio, un commento finale a questa partita. Mister, una chiave tattica può essere stata, come diceva Albino nella ripresa, una Pontedera che ha abbassato un pochino il baricentro e ha cercato di rendere difficile la manovra al Lecco, oppure a tuo giudizio comunque il Lecco ha staccato un pochino la spina generale della tensione psicofisica nella ripresa? Sì, il Lecco nel secondo tempo non è stato, diciamo, all'altezza dei 20 minuti buoni che aveva fatto nel primo tempo, nonostante i cambi, nonostante un po' aver provato a mischiare un po' tutto. Il motivo sì, può essere giusto, è vero, il Pontedera si è un po' abbassato, è andato avanti comunque a fare, diciamo, questo lavoro nella fase di non possesso importante, perché hanno corso tantissimo tutti e senza regalarti punizioni, senza regalarti occasioni importanti, perciò
oltre a un po' di demerito sicuramente, io volevo aggiungere comunque che comunque abbiamo di fronte a una squadra che comunque è venuta a fare la partita che voleva fare, l'ha fatta, il punto che voleva prendersi se le prende, e posso dirti anche meritatamente, perché non ha rubato niente. Noi sì, rammarico che si poteva fare qualcosa di più, molto probabilmente in questo momento noi fuori Capogna, i cambi che hai fatto comunque sì hanno dato qualcosina, ma non come ci aspettavamo, cioè alla fine dobbiamo prenderci il punto e comunque ci stava, come ti dicevo all'inizio. In questo momento l'importante è andare avanti e muovere la classifica. Logico, se ne venivano 3 eravamo tutti molto più contenti, ma accontentiamoci di un punto che comunque è un risultato positivo contro questo Pontedera. Sì, la striscia positiva che continua. Intanto il Como ha vinto 2-1 con la pergolettese, allungato in vetta, Carrarese vittorioso 2-0 sul campo di Pistoia. Ivan, domenica, come diceva Albino, si va a Piacenza contro una squadra, gli emiliani, che hanno vinto, quest'oggi rimonta a Olbia, e sarà un'altra sfida molto, molto complicata. C'è da ritrovare comunque, da mantenere quel passo da trasferta che avevamo trovato nelle ultime partite. Sì, a differenza loro, andando comunque a giocare in un campo che malgrado il livello dell'Olbia è sempre un po' basso, ma il Piacenza comunque ha una carica completamente diversa dalla nostra, cioè noi dobbiamo cercare di fare il risultato, loro saranno sull'onda di una partita vinta in trasferta in Sardegna, considerando il fatto che comunque sono pochi giorni di distanza fra il turno settimanale e domenica. Sicuramente da di fuori sono più agevolati i giocatori emiliani, però è anche vero che il livello delle due squadre, non guardiamo la partita dell'andata, ma il livello delle squadre è abbastanza, cioè è marcata la differenza fra il Lecco e il Piacenza, quindi si dovrà creare e importare una partita per sicuramente, se siamo nell'ambito di essere ambiziosi, di andare a cercare a vincere la partita. Assolutamente, va bene, allora siamo in chiusura, leggiamo qualche commento finale. Marco Balestrini, la serie positiva continua, abbiamo detto, la squadra è valida per arrivare nelle prime 3-4. Siamo d'accordo, caro Marco, la prendiamo comunque anche quella di oggi come una piccola battuta d'arresto in un periodo molto positivo. Va bene, siamo in chiusura, io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Ivan Alborghetti, grazie Ivan. Grazie a voi, buona serata e forza Lecco. E grazie a Mister Giulio Invernizzi, che ritroviamo per la prossima partita. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a Mister Invernizzi, un saluto naturalmente a Fausto Riva in regia. Anche da parte mia, da parte di Stefano Borto, un cordiale saluto, ci ritroviamo con l'LCN Stadio domenica per Piacenza Lecco, buona serata. Al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Te lo ricordi? Proposta del giorno: trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.